Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti i presenti, ai relatori, alle istituzioni e a tutte le associazioni che hanno deciso di essere qui insieme a noi questa mattina. Sarà una mattinata intensa, una mattinata di confronti per parlare a 360 gradi di una realtà importantissima, quella delle portinerie di quartiere, una realtà che conosceremo da diversi punti di vista, diversi livelli. Ci sarà un'esperienza che riguarda il nostro territorio e poi un'esperienza che arriva invece dalla Francia. Il tutto poi ci porterà a confrontarci e alla fine chi vorrà potrà anche avere dei chiarimenti e ovviamente soprattutto l'obiettivo è quello di poter unire le esperienze che arrivano da più persone, da più situazioni e poter arrivare a raggiungere degli obiettivi, se vogliamo, ancora migliori, perché strada ne è stata fatta, ma ce n'è ancora tanta da fare. In particolare ci siamo resi conto che con la pandemia si sono evidenziate delle realtà particolari, sono, come tutti sappiamo, purtroppo aumentate molte fragilità, molte situazioni di delicatezza e purtroppo anche molte situazioni di bisogno. Noi questa mattina vogliamo essere qui proprio per cercare di dare delle risposte. Attraverso questo avremo anche la presentazione di uno studio che è stato effettuato e che ci renderà partecipi, soprattutto evidenzierà tutti gli aspetti importanti di questa realtà che è quella delle portinerie di quartiere. Ovviamente adesso diamo spazio a tutte le persone che questa mattina parleranno, a partire dall'assessore del Comune di Venezia, Laura Besio. Buongiorno a tutti, mi fa piacere aprire con questo brevissimo intervento un convegno che vuole fare un punto della situazione di queste esperienze di prossimità nell'area di Venezia. Esperienze che il Comune ha salutato con ottimismo già un anno fa alla loro partenza, alla loro inaugurazione, per cui tuttavia ritiene importante, quindi venendo anche alla giornata di oggi, di sapersi fermare, di voltarsi indietro per verificare anche quanto lavoro è stato fatto, per gettare poi lo sguardo avanti e costruire nuove prospettive. Alla base la fiducia in tutti quegli interventi dove i concetti di vicinato, lotta alla solitudine, welfare siano più pragmatici che teorici, come le portinerie di quartiere testimoniano. Ma prima ancora, e questo per il centro servizi per il volontariato come per l'ente locale, ma potremmo dire anche per l'associazionismo in generale, il mondo della scuola, quindi nessuno esente, c'è il grande lavoro di ripensarsi nell'azione, perché alla base c'è una società in continua evoluzione e questo significa nuovi bisogni si traducono in richieste di risposte diverse e quindi in nuovi servizi. Realtà che operano oggi con questa abilità sul territorio sono alleate del Comune e perciò un saluto e un ringraziamento a chi si impegna a costruire questo meritevole spazio prima di riflessione e poi di azione, quindi un tributo al CSV a partire dal Presidente Mario Morandi, passando per la direttrice Katie Poles e da parte di tutta l'amministrazione comunale porgo un augurio di buon lavoro in questa mattinata di approfondimento. Ringraziamo l'assessore Laura Besio, adesso chiamiamo invece qui Angelo Tabaro di OTC Veneto, l'organo territoriale di controllo. Grazie, con piacere intervengo a questo incontro perché l'OTC in questo periodo sta veramente riflettendo sulle potenzialità, sui problemi ma anche sulle potenzialità dei CSV. E questo è l'esempio dell'esperienza delle portinerie, è un esempio di reale attività, di reale servizio che i CSV danno al territorio, ma soprattutto al mondo del volontariato, cioè creano prospettive reali di azione, di attività positiva al mondo del volontariato. Una riflessione brevissima perché credo che il tema interessi più che queste chiacchiere, interessi l'esperienza vera delle portinerie. Oggi stiamo vivendo proprio uno dei grandi problemi che riguarda la società in assoluto, è della solitudine.
la solitudine creata direi proprio da quello strumento, in parte diciamo che ci è stato evidenziato proprio dalla pandemia, quando la pandemia ci ha costretto a usare gli strumenti di comunicazione internazionale che sono i social, che sono quegli strumenti per cui il dialogo non lo facciamo più in presenza, ma lo facciamo in videoconferenza. Ecco, io credo che la videoconferenza stia diventando uno dei grandi problemi della socialità, cioè il togliere la forza del dialogo, la forza del rapporto umano, la forza del guardarsi negli occhi. Diceva prima la Tomasini che ci siamo conosciuti, diceva sì, in videoconferenza. Ecco, cioè non ci siamo conosciuti, ci siamo neppure visti probabilmente. La videoconferenza toglie questa potenza, questa forza che crea solitudine. Crea solitudine. E la solitudine poi in situazioni sociali particolari come le situazioni che viviamo oggi, di una terza età che non è più legata al percorso padre, figlio, nonno in un unico ambiente, ma il nonno lontano dalla famiglia, eccetera. Quindi la solitudine anche è reale, quindi abbiamo la solitudine dei ragazzi, la solitudine reale di una società che purtroppo sta vivendo inevitabilmente per tutta una serie di motivi questo fenomeno. Ecco, trovare lo strumento per diciamo intervenire, per dare un aiuto concreto alla superamento di questa solitudine è importantissimo. Ed è una cosa che l'amministrazione pubblica purtroppo non può fare, non ha gli strumenti per fare, perché è talmente distribuita, talmente diffusa in tutta la realtà sociale, che solo il mondo del volontariato, che ha questa grande potenza di essere ovunque e di esprimere anche una grande potenza, diciamo, emotiva, partecipativa, quella solidarietà che è l'elemento fondamentale per ricostruire il tessuto sociale. Io credo con questo di fare veramente complimenti alla CSU di Venezia, al Presidente Morandi, alla Katie Pross, ma direi a tutto l'organismo, a tutto il personale che ha lavorato su questi progetti, perché è un modo per dire effettivamente noi abbiamo una funzione e svolgiamo un servizio nell'interesse di tutta la comunità. Grazie a voi. Angelo Tavaro di Ottici Veneto, come avete sentito, è proprio da qui che partiremo questa mattina per dare via al tavolo, dal concetto di solitudine e da tutto quello che poi ne comporta. E ovviamente Tavaro ha posto l'attenzione su una figura, su un organo importante che è proprio KVCS VUL, Centro di Servizi per il Volontariato. Dunque chiamiamo subito il Presidente Mario Morandi per questa introduzione a una mattinata che si prefigge essere importante e soprattutto arrivare a trovare delle soluzioni ulteriori e raggiungere degli obiettivi. Grazie, buongiorno a tutti, saluto con molto piacere e onore la dottoressa Midena della Regione del Veneto e grazie di essere qui. Saluto tutti gli altri che ci sono venuti a trovare e li ringrazio di cuore. Il Centro di Servizi per il Volontariato dell'Extra Metropolitana di Venezia, come previsto dal Codice del Terzo Settore, è impegnato da sempre a dare visibilità ai valori del volontariato e promuovere la cultura della solidarietà attraverso iniziative di promozione del volontariato e di animazione territoriale per lo sviluppo di reti fra gli enti del terzo settore ed il territorio. Con lo scoppio della pandemia e l'emergenza sanitaria, economica e sociale che ne è seguita, il Centro di Servizi per il Volontariato è stato coinvolto in tutta una serie di iniziative di vicinanza alla popolazione e ha voluto, con iniziative portinerie di quartiere, avamposto di comunità, così lo abbiamo definito, offrire una risposta strutturata che potesse far fronte con continuità ai bisogni della comunità, offrire una risposta strutturata e
andando a contrastare più nello specifico uno dei fenomeni più messi in risalto durante il lockdown, la solitudine, lo ripeto, è involontaria, in cui si trovano molti cittadini appartenenti alle componenti più fragili dovute all'impoverimento delle reti primarie, familiari e amicali. Il coronavirus e l'impossibilità di stare insieme ci hanno infatti fatto riscoprire bisogno di fare comunità. Fare comunità è proprio l'ambizione delle iniziative Portinerie di Quartiere, che ci ha portato a coprogettare con le associazioni la realizzazione di 3 portinerie: Venezia, Mestre e Chioggia. Le portinerie sono pensate come spazi fisici di ascolto, socializzazione e supporto ai cittadini, luoghi aperti ai residenti nel quartiere, luoghi flessibili e innovativi in grado di generare relazioni e legami sociali, attivare e responsabilizzare gli utenti destinati, ma anche la rete dei servizi, avviandone forme di collaborazione, offrire assistenza di informazione ai cittadini sui servizi, animare quartieri come eventi culturali, progetti e attività, coinvolgendo associazioni, i cittadini ed altri enti, quali ad esempio biblioteche, musei, teatri. Favorire la creazione di un contesto idoneo a disincentivare fenomeni di degrado, sviluppare sinergie pubblico-privato, coinvolgendo anche aziende e negozi di vicinato nella ricostruzione del tessuto economico del quartiere. Come è stato fatto con la collaborazione siglata con Leroy Merlin, che ha portato all'allestimento di 2 empori fai da noi nelle portinerie di Mestre e di Venezia, nei quali i cittadini fragili possono prendere in prestito utensili e attrezzi donati da Leroy Merlin, che ringraziamo certamente. A realizzare un'esperienza di volontariato d'impresa in cui i dipendenti durante l'orario lavorativo si sono messi al servizio della comunità per ristrutturare e creare gli allestimenti delle portinerie. L'esperienza di un anno di portinerie ha rappresentato la spinta ad un ulteriore sviluppo ed approfondimento della tematica. Grazie alla collaborazione della ricercatrice dell'Università IUOC di Venezia, Giovanna Muzzi, che ringraziamo, attiva anche nella portineria di Mestre, è nata l'idea di effettuare un'indagine che potesse mettere a confronto le varie realtà in Italia. Si sono attivati in questo ambito con l'obiettivo di supportare a vicenda e fornire modelli ed altri territori e realtà interessati a replicare la iniziativa. Questa conferenza sarà quindi l'occasione per parlare assieme di prossimità, cercando di capire come il welfare di prossimità possa divenire sempre più una risorsa a disposizione della comunità, promuovere il coinvolgimento di enti e istituzioni per la coprogettazione dei servizi, vedere assieme in anteprima i risultati dell'indagine, conoscere direttamente alcune delle realtà italiane, creare una rete italiana delle portinerie favorisca la condivisione di pratiche, il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze, la coprogettazione di iniziative ed eventuali comuni, la formazione di indagine congiunta. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie al Presidente di Carge SU di Venezia, Mario Morandi. Avete sentito dunque quanto importante sia l'attività delle portinerie di quartiere proprio per poter dare una mano e soprattutto quanti soggetti coinvolga. Chiamiamo ora invece Chiara Tommasini, Presidente di CSV Net, per parlare di quello che è l'impegno dei centri di servizio di volontariato per l'attività di prossimità. Buongiorno,
a tutti e grazie per l'invito, particolarmente gradito perché dà l'occasione alla rete dei centri di servizio, oltre che chiaramente di stare vicino ai CSV dei vari territori e delle varie comunità, anche di alzare lo sguardo e ragionare in maniera strategica per il futuro. Io rappresento una rete che è diffusa in tutto il territorio nazionale, siamo 49 centri di servizio sparsi in tutta l'Italia, a cui è stato riaffidato dal codice del terzo settore un compito molto importante e strategico per il volontariato di questo paese, ovvero sia quello di andare a portare a valore, a far emergere tutte quelle esperienze fondamentali e anche strutturate di supporto e sostegno che il volontariato mette in atto nelle comunità e fornire al volontariato stesso appunto sostegno e supporto per rendere concrete le iniziative a partire dai bisogni e dalla lettura dei fenomeni sociali. Quindi abbiamo un compito cruciale in un momento storico in cui la società cambia, i bisogni cambiano, ahimè, aumentano anche le diseguaglianze, quindi è un ruolo molto plastico che si interpreta in vari modi a seconda appunto dei bisogni che i territori esprimono. CSVNet, quindi la rete nazionale, è a fianco dei vari centri di servizio in questo momento particolare in cui è molto attiva, prolifica la presentazione anche di iniziative fatte nelle varie regioni e sui vari territori, in cui i centri di servizio insieme con le reti di terzo settore, il volontariato organizzato, non organizzato, gli enti pubblici si sono resi protagonisti di iniziative innovative. Io ieri ero a Modena a presentare delle iniziative di teatro e salute mentale piuttosto che qualcos'altro in questi ultimi mesi. Ed è chiaro che sempre di più in riuscire a tirare un filo rosso, a far legare queste esperienze simili per tematica, ma chiaramente con modelli diversi, tra le varie esperienze, tra le varie regioni, tra i vari centri di servizio e farli emergere anche a livello nazionale è fondamentale per dar voce al volontariato dei vari territori e dei diversi soggetti che vivono nelle comunità. Si assiste molto in questo periodo una rinnovata voglia, oltre alle video call, il rivedersi fisicamente, quindi l'andare anche oltre il rapporto che è stato fondamentale chiaramente nel periodo più difficile, però il riuscire a rivedersi, a toccarsi, a sentire anche con mano il riprendersi, quella prossimità di cui tutti abbiamo estremo bisogno. C'è uno slancio probabilmente diverso nel mondo del volontariato, che è il nostro punto di osservazione primario, anche se non esclusivo, e sul quale come sistema dei centri di servizio diamo anche delle rappresentazioni a livello nazionale innovative. Questa è una di quelle esperienze che ci è anche piaciuto cercare di supportare e sostenere, invitando gli altri centri di servizio a segnalare quali sono nei loro territori le altre esperienze, proprio per cercare poi di metterle in rete, di creare una sorta di comunità nazionale, di rete nazionale, chiamiamola poi come vogliamo, però il riuscire a mettere a fattor comune le risorse migliori delle varie esperienze per capire che cosa si può fare di più, che cosa si può fare meglio, ma anche per dare modo a quei territori dove magari ci sono solamente delle idee che fanno fatica a partire, a trovare anche un punto di riferimento a cui far riferimento per poter dare concretezza alle progettualità.
Su questo due parole, perché chiaramente essendo CSUNet, quindi rete dei centri di servizio, un pensiero va al ruolo del sistema dei centri di servizio in questo particolare momento, perché stiamo vivendo dei mesi abbastanza cruciali in cui stiamo riscrivendo, ripensando, riflettendo sulla vision strategica del sistema, andando ad affiancare il ruolo di servizio che è stato fondamentale in questi 25 anni, ci chiamiamo così, CSV, centri di servizio, un ruolo diverso, nuovo, meglio, nuovo nella concretizzazione della definizione, ma in realtà è un ruolo che si è già esplicitato nella concretezza delle progettualità, e questo è uno degli esempi di cui possiamo essere particolarmente fieri, ovvero sia quello di centri di sviluppo del volontariato dei vari territori, e quindi riuscire a dare anche concretezza a questa definizione. È un percorso virtuoso che stiamo facendo a livello nazionale, declinato poi nei vari territori, per dare anche nuovo slancio al tessuto associativo delle nostre comunità. All'interno di questo pensiero, di visione diversa e nuova, rilanciata del ruolo dei CSV, che a questo punto c'è anche chi dice ma al posto di quella S di servizio cambiamo e diventa sempre S di sviluppo, c'è il riconoscimento della capacità dei centri di servizio di andare a tessere e valorizzare le reti associative, il volontariato dei territori, i comitati locali, i gruppi di persone che si impegnano e che mettono a disposizione il loro tempo, le loro competenze, le loro risorse per la propria comunità, ma anche che si pongono i CSV come ponte di mediazione, di relazione, di messa in contatto tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche a tutti i livelli, secondo i principi della coprogettazione e della coprogrammazione, anche in forza dell'esperienza che deriva dal fatto che sono comunque enti che hanno delle risorse professionali che lavorano al loro interno, ma che sono guidate da una governance che è fatta di volontari che provengono da quel volontariato che è il cuore, la mission dei centri di servizio. Quindi un ruolo che è quello di animatori delle comunità, ma all'interno di un sistema molto più grande che vede insieme il terzo settore, gli enti pubblici complessivamente considerati, il privato sociale, per dialogare in maniera efficace e proficua. È un ruolo di cambiamento, in un momento di cambiamento, con una società in cambiamento, che possiamo agire insieme al volontariato e a tutto il terzo settore. Quindi è una occasione particolarmente gradita. Io sono veneta, arrivo da Verona, quindi ritorno ogni tanto, visto che giro un po' le esperienze in tutta Italia, ritornare nella mia regione, nella mia terra, come mi dicono ogni tanto, e presentare o poter essere testimone di un ruolo appunto importante come quello che ha svolto in questo periodo con questo particolare progetto il CSV di Venezia, insieme con il volontariato e il terzo settore del territorio, in un'esperienza che l'ha visto anche mettere insieme progettualità extra territorio nazionale, e da questo punto di vista la disponibilità da parte del sistema dei centri di servizio di farsi promotore ancora di più di messa in rete, messa a punto anche per animare questa esperienza di prossimità anche da altre parti, in altri territori, dove altri centri di servizio hanno già chiesto di poter capire meglio e rendersi attivi anche loro nelle loro comunità. Grazie.
Abbiamo sentito come è importante e fondamentale la capacità di poter fare rete, di unire le proprie esperienze, di avere dei luoghi e anche il mondo del volontariato, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile realizzare, ma ovviamente è importante in queste situazioni anche il ruolo delle istituzioni. Vedremo anche mano a mano che andremo avanti in questa mattinata di confronti quali sono state le diverse esperienze a livello anche nazionale, con le differenze tra portinerie e portinerie e ovviamente gestioni e gestioni. Ora lascio la parola a Gino Mazzoli, AD di Praxis SRL, docente dell'Università Sacro Cuore di Milano, che ci illustra come si possano allestire dei contesti come nuova frontiera del welfare. Prego, Mazzoli. Grazie, rimango qua perché ho le slide e quindi faccio il prof perché devo fare questa parte qua illustrativa. Mi è stato chiesto di lavorare sulle premesse del perché le portinerie, quindi il contesto che le chiede. Io faccio formazione, ricerca e consulenza da più di 30 anni, organizzazioni di servizi sociali pubblici per il terzo settore. Io sono stato anche in una fondazione bancaria, quindi il progetto dall'altra parte e ho visto nel CSV, Centro di Servizio Volontariato, Centro di Sviluppo, mi sembrano un'ottima declinazione. Ho visto dei depositi di competenze e di pratiche allestite veramente ragguardevole. Credo che sia un capitale di cui non so quanto l'Italia si è resa conto che è stato depositato in questi anni, in una zona un po' più protetta, ma dove sono state coltivate competenze e azioni molto significative e molto innovative. E anche qui oggi è stato costruito un convegno con delle risorse molto preziose che saranno qui, è stata fatta una ricerca nazionale molto raffinata, che verrà dopo esposta e molto innovativa, credo, una ricognizione ampia sulle portinerie presenti in Italia, e poi è stata presa dalle varie portinerie anche Lulu Dammarou, che insomma è l'esperienza di Parigi, che insomma è stata pilota da questo punto di vista. All'inizio un carrettino che girava con le ruote per i quartieri e andava a raccogliere delle esigenze. Io credo che le portinerie si devono pensare anche come mobili, no? Quindi si muovono verso, sono virtuali, sono mobili, sono fisse, c'è una variegata modalità, e questo è stato un po' il capostipite di questa esperienza. Ma c'è stato, non so, l'edicola di Flaminio che trovate a Roma durante il Covid, si è inventato questa edicola, è un punto di riferimento per tutta la comunità. Non è soltanto una struttura che c'è, che dobbiamo allestire, possiamo valorizzare cose che già ci sono, e questa capacità inventiva, questi click, queste lampadine che il mondo sociale, quando fa vere e proprie imprese sociali, perché combina in modo diverso risorse che ci sono già sul territorio, e questa, diciamo, l'intelligenza che poi noi retribuiamo anche nell'imprenditore, che giustamente viene retribuito perché fa questo lavoro. Noi retribuiamo questa intelligenza, non sfruttamento del territorio. In questo senso è davvero un imprenditore fa davvero un lavoro sociale. E vengo al punto. Negli anni 90, già alla fine degli anni 80, si è iniziato a parlare di welfare di comunità, perché dovevamo includere persone svantaggiate all'interno di contesti abbastanza coesi. Col trattaio Passapaolo è un po' suonato, cerca di dargli un occhio. Il contesto era coeso, le persone in difficoltà erano poche. E poi la Zancampo, proprio qui in Veneto, ha costruito il tema del welfare generativo, quindi io ti dico a te, utente, ti faccio restituire ciò che ricevi, non perché non ti spetta di diritto, ma perché riacquisisci dignità nella società. Quindi tu fai volontariato, mi dai una mano a gestire un servizio, e in qualche modo anche i servizi pesano meno sulla spesa pubblica. C'era un combinato disposto molto interessante, ma, come si dice nei film, ma a Gotham City cosa succede? Succede questa roba qua, che il contesto del 95 non c'è più, c'è un contesto drasticamente mutato, soprattutto con le nuove povertà del ceto medio iniziano a fine anni 90, quindi non iniziano solo con la crisi del 2008, ma la crisi del 2008 le porta a erompere dal punto di vista numerico in modo più forte. Quindi se i marginali, sto parlando del nord Italia, sono diventati il doppio, ma sono passati dall'1,2 al 3,5%, i quasi poveri, che sono quelli che stanno slittando verso la povertà, cominciano ad essere un terzo degli italiani. Nel nord, italianicamente, è il 60%, secondo Eurispes, Bocconi e altre stime nazionali.
Allora questo che cosa comporta? Che questa gente qui sono questi il ceto medio impoverito che in Occidente complessivamente vede la diminuzione del proprio ruolo, quindi l'Occidente, la razza bianca, il ceto medio cominciano ad avere difficoltà, e sono persone che hanno i 3 grandi strumenti del welfare in tasca: casa, lavoro e titolo di studio, sono appena sopra la soglia ISEE, magari un artigiano commerciante che ha dovuto chiudere perché gli è chiuso, ha dovuto chiudere l'attività, fino all'altro giorno ha lavorato in un matto, non c'ha più reti sociali perché sono evaporate intorno a lui le reti, e non avendo le reti fa più fatica a tenere. Quindi in un contesto che è diventato negli ultimi 20 anni estremamente politico, voglio tutto, ti arrivano addosso 200.000 opportunità ogni giorno, in questo contesto fai più fatica a reagire, a tenere, quindi hai vergogna a chiedere aiuto perché non sta bene, che è diventato oggi risentimento, perché dopo un po' che stazioni in quella zona lì è risentimento anti-istituzionale, quindi questo ha una ricaduta anche sui servizi, perché il terzo settore, facendo attività col pubblico, viene messo in tutta quella grande area di quelli che è tutto un magna magna, no? Per cui siete voi istituzioni, ma anche voi che prendete i soldi istituzioni, eccetera eccetera, che non è che ci sia una distinzione netta da questo punto di vista, impoverisci per eventi naturali, una separazione sta diventando un evento quasi naturale, quindi possiamo dire un evento eccezionale, quindi c'è tutto un sistema dove tu ti vergogni a chiedere aiuto ma non hai la forza, il fisico per reggere la strada. Quindi cosa succede? Una roba di questo tipo, dove se tu per misurare, per costruire le tipologie di utenti o di cittadini, queste sono tipologie di cittadini e di utenti, prendi non soltanto i soldi, quindi anche casa, tipo di studio, patrimonio eccetera, ma anche la dotazione di reti, e vorrei dire in modo più raffinato anche le tue competenze psicologiche, ma non possiamo dilungarci su questo punto. Vedi una nuova orografia dei ceti sociali, dove, mi soffermo soltanto su quelli nati alla vostra sinistra, i nuovi vulnerabili sono quelli lì, quelli che hanno un potere d'acquisto che sta scendendo, quindi scendi verso il basso, ma se vanno troppo giù non avendo reti finiscono in zona dormitorio, mentre il ceto popolare tiene, se ha buone reti, tiene anche in condizioni economiche minori, di minore prestigio, quindi praticamente il 30% che ho detto prima è in quella zona lì, ed è lì, non è un transito dai ceti popolari verso la marginalità, attenzione, questo è un punto che anche molti miei colleghi, anche politologi, anche figure del welfare nazionale dicono: ma sono i ceti popolari. No, è un ceto parecchio che sta crollando verso la povertà e non va a chiedere aiuto. Questo possiamo parlare dei nostri amici, delle persone che conosciamo, è una cosa abbastanza diffusa. Questo è prodotto anche di questa nuova situazione dei ceti sociali, che non sono delle reti, che sono ieri erano un tessuto molto forte su cui le pubbliche amministrazioni, sindacati, settori, imprese eccetera eccetera insistevano, per cui se c'è una nuova persona, parlavamo di Giuseppe e di Camilla, tutti sapevano chi era, c'è una nuova organizzazione già automaticamente in rete, mentre invece nel nuovo contesto abbiamo dei soggetti che hanno intorno di utenti, pubbliche amministrazioni, gli iscritti, terzo settore, sindacati, una larga zona in cui non sappiamo cosa succede. E senza questa lettura secondo me è difficile capire perché non possiamo più parlare del welfare di comunità per includere poche persone o del welfare generativo solo come ridare dignità. Abbiamo un problema di costruire con tutta la comunità la nostra scommessa, quindi vanno reinventati queste due parole chiave che sono chiave di questo convegno. In questo senso il welfare di prossimità non è una moda, non è una sciccheria. Se tu lo ricostruisci il tessuto sociale, qui fai friggi nell'aria sostanzialmente, tu devi cominciare a tirare dei fili in quella zona bianca dove ci sono magari social, che non è la stessa cosa, perché se io mi guardo nelle palle degli occhi con l'altro costruisco fiducia. Se stiamo in remoto non ci riusciamo, se ci conosciamo già sì, ma se dobbiamo iniziare un rapporto si fa fatica. Come reinventare? Dobbiamo allestire dei contesti come nuova frontiera del welfare, e c'è una grande continuità con l'urbanistica e con tutti i progetti di ripensamento territoriale. È come se fosse un unico, se penso anche alle comunità montane, qua non siamo in questo caso, le aree interne sono innanzitutto contesti dove il negozio di paese diventa la raccolta delle provette, concendo la posta, teniamolo in piedi come comunità. Le cooperative di comunità sono un'esperienza ormai interessante in questo paese, porta avanti anche un mio amico che sta vicino a casa mia con cui ci confrontiamo frequentemente, Giovanni Teneggi, e questa cosa è molto interessante perché tu in quella dimensione consenti il sostentamento economico di quella bottega, di quel piccolo supermercato, quindi hai in testa una dimensione di autosostentamento, non di generica solidarietà, perché diventa capacità di tenuta della gente in quel posto. Quindi ho bisogno di vedere, intercettare dei problemi che non si vedono, come questo qua dei nuovi vulnerabili, perché noi abbiamo sulle vecchie povertà abbiamo
canali di finanziamento, abbiamo competenze degli operatori, abbiamo divisioni di 100.000 cose, poi dopo quando cominciamo a uscire da quel 2-3% e cominciamo ad andare in quel 30%, non abbiamo finanziamenti, non abbiamo competenze, non abbiamo esperienze. È una buco colossale del nostro welfare, che è pure nelle dimensioni di criticità forte tra i migliori del mondo, e connettere anche mondi diversi. Quindi questa scena è un elemento molto importante, cioè io non ho soltanto i poveri, che sono se va male in Italia il 5% nel nord, e gli impegnati che se va bene, molto bene, questo è un dato di Trento, 15%. In generale sono il 2-3%, un 7-8% di impegnati. In ogni caso, alla meglio che sia, hai un 80% di altri che sono quelli che pagano le tasse perché i blu si occupino degli arancioni. E quindi se le iniziative le faccio solo i blu che aiutano gli arancioni, resta fuori tutta quell'area in cui c'è quel 30% famoso che se lo metto dentro all'80 mi cuba per la metà di queste persone. Questo significa che se io costruisco progetti a somma 100 riesco a includere quelle nuove vulnerabilità. L'obiezione è: ma come faccio? Non li vedo, non è che c'è dietro i fumetti che sono vulnerabili. Vado con delle ipotesi, perché il lavoro di comunità non è stare vicino, dice di non tornare fra la gente, devi tornarci con delle ipotesi. Ma questa è un'ipotesi che dice: siccome gli impegnati sono iscritti alle associazioni di vedi, li sai, i poveri quando arrivano li vedi fisicamente, vuol dire che tutti quelli che non sono né l'uno né l'altro, io nelle fondazioni bancarie ho fatto questo lavoro, né l'uno né l'altro, dimmi quanti ne incontro, ho preso degli indicatori di questo tipo, ho usato i colori, perché le persone non è che possono ragionare con il sistema di valutazione di impatto preso da Harvard, tutto in inglese perché era il valutatore da fuori, bisogna costruirlo con le persone, gli indicatori di valutazione, perché possono appropriarsene in modo molto semplice e metterlo in piedi. Risultato, abbiamo avuto a fine dei progetti, quest'anno abbiamo portato a far lavorare, a fare volontariato 600 persone che non facevano volontariato prima. Questo è il prodotto. Poi puoi moltiplicarlo per 10 euro all'ora, ma non me ne frega niente l'aspetto economico. L'importante è che ho portato delle persone che sono o dei cittadini guida normali, oppure dei commercianti, dei parrucchieri che hanno la loro disponibilità a intercettare questa area di difficoltà. Questo come tipo di vision è importante, perché il test che io faccio quando vedo nuovi progetti di comunità è: chi intercetti tu? Perché andare a fare la giornata di teatro chic nelle zone più degradate della mia città, dove vengono solo i blu, ma non me ne frega niente di finanziarti, deve esserci i gialli. Come fai a beccare quelli che pagano le tasse perché, e che dicono tu fai tutto un magna? Questo è il nostro, dovrebbe essere il nostro tarlo, non perché dobbiamo avere consenso politico non per sé, che poi non è un male, il consenso è un senso costruito insieme, ma perché queste persone sono un'area di risentimento verso le istituzioni. L'istituzione della democrazia non sta in piedi se non costruiamo un piano sociale. La democrazia non è il sistema elettorale, è il fatto che c'è una mentalità attiva, costruttiva, creativa e critica rispetto al contesto, non è soltanto un grande amico di fare. Questo mi sembra molto importante in questi tempi di grande ululato contro le istituzioni. Però abbiamo bisogno di nuovi dispositivi acceleratori di questo processo, perché una cultura si deposita nel tempo e non si modifica perché scrivi un libro o fai una conferenza, si modifica perché metti insieme tante piccole pratiche utili, affollate per il 100% della popolazione, tendenzialmente anche autosostenibili, riflettute insieme, perché fare tanti fare e non pensare, non riflettere su cosa sta succedendo, meglio fare questa cosa, meglio fare quell'altra, connettere come state facendo in modo molto prezioso oggi qua, è l'elemento chiave. Quindi non c'è da fare la super progettazione, poi per i bandi bisogna fare le progettazioni. La progettazione prima sai un 5% di quello che succede quando entri in un territorio. Quando ci entri lo modifichi. E allora è questa continua riflessione sul fare, no, c'è tutto un problema, enorme investimento sulla progettazione, enorme investimento sulla valutazione, e in mezzo c'è una barca in mezzo al mare che deve aggiustare per il 90% il progetto. Scusa, mi fai riaggiustare questa roba, non devi rimettere questa, no, perché? Perché i valutatori cosa fanno? Le fondazioni, io sono stato dentro lì, perché se no ci fanno ricorso, c'è un rulato di gente su Facebook che attacca il magistrato che ti fa l'io di garanzia, è chiaro che tu ti devi tutelare. Quindi dobbiamo aiutarci in questa situazione di creare dei luoghi di riflessione collettiva che servono come il pane e che si fa una fatica pazzesca a mettere in piedi, la riflessività collettiva intorno al fare, non sui massimi sistemi. Il secondo dispositivo è questo, cioè intercetto degli attori che hanno una forte dote di commercio relazionale. Questi qui sono persone che tutti i giorni, adesso con la pandemia ho avuto difficoltà a far fatica anche a stare in piedi,
ma i dispositivi che ci sono, potremmo aggiungere farmacisti, medici di base, pediatri, infermieri, c'è tutta l'area sanità che è un doppio fondo sociale estremamente interessante. Si va dal pediatra, delle famiglie di tutti i tipi, come va, cosa sta cambiando? E questo dice, ma guarda che abbiamo un'iniziativa là, quel quartiere, che potresti andare a segnalare una mamma che è in difficoltà con un bambino lì, e lui diventa un grande promoter sociale. Quanta gente vede un pediatra? Possono agganciarli tutti al giardinetto con l'operatore random che gira, Quindi anche questo è un elemento decisivo. Abbiamo discusso anche un bellissimo percorso formativo che ha allestito qualche qua la regione, il Comune di Venezia, con il terzo settore, anche questa CS Brunetta era presente con questa esperienza di portineria che state gestendo voi, è stato molto interessante collegare queste esperienze in quella direzione. E allora è interessante, non so, il parrucchiere gestisce delle donne spesso menate dal marito o dal compagno e non sa come fare, e te lo raccontano mentre gli dà i capelli, in quel momento lì dice, ascolta, questo è il numero di centro di violenza, non ti chiedo di fare la bellatrice, ma se hai bisogno questo è il mio cellulare. Oppure, va bene, barista, non ti chiedo di venire a fare il corso per gli alcolisti alle 18 quando stai facendo il caffè, ti chiedo di stare, di dire cosa sta succedendo. E probabilmente delle persone depresse, separate di sesso maschile, che sono lì, inciuccate tutto il giorno o mezze inciuccate, come le gestisci? Poi non hanno un tablet per avere le informazioni sui posti di lavoro che ti do come comune, come associazione, e diventi un punto di riferimento, il tuo bar diventa più interessante, c'è uno scambio di utilità. Ti aiuto a gestire questa gente, per fare due esempi. E poi ho finito, questo degli oggetti doppio fondo è un altro dispositivo interessante, cioè tu lo chiami rigenerazione di un parco, questa è una cosa che ho fatto letteralmente io, ma in realtà costruisci legami sociali, perché lo facciamo in 5 domeniche, ci mettiamo con i bambini e le famiglie, mangiamo insieme e tu mi racconti della roba che non avresti mai raccontato nello studio dello psicologo o dell'assistente sociale. Possiamo chiedere a tutti che vanno in terapia. Abbiamo bisogno di una situazione di allestimento sociale dove cominciamo a parlare. C'è gente che mi ha raccontato cose sue molto grosse mentre stava mangiando un piatto di spaghetti o mentre stavamo spostando un tavolo per fare una mangiata insieme. E magari ci metti neri del centro d'accoglienza che ti facevano paura nel parco e capisci che non sono persone che mangiano i bambini, e alla fine hai fatto integrazione culturale. Se io avessi detto costruzione dei legami sociali, integrazione culturale, mi avrebbero detto ascolta, c'ho da fare. Se invece dico sistema del parco, ok. E anche il finanziatore può finanziare un oggetto che sancisce dal punto di vista fisico il fatto che tu hai fatto un lavoro sociale e c'è una testimonianza fisica nel territorio. Non è mica una roba da poco questa. Dal punto di vista dobbiamo spiegare il nostro lavoro, il materiale è molto difficile, ok, facciamo, abbiamo fatto un lavoro qua, mettiamo giù delle sedie blu che segnalano il fatto che ci siamo stati con gli anziani, per dare un'idea. Quindi, e finisco davvero, ci sono due momenti fondamentali del welfare. Uno, l'abbiamo discusso proprio con gli operatori in questa città, in questo percorso che vi ho detto. Uno è più centrifugo, cioè vado a fare allestimenti con i pivot locali, quindi mi muovo come sistema di welfare verso il territorio. Ed è un movimento importante che ho appena descritto. Uno è più centripeto, nel senso che costruisco degli attrattori di comunità, faccio gli incubatori di comunità, non so, ci sono strutture in Italia che fanno, al piano basso c'è un ristorante, al piano di sopra c'è un asilo, al piano di sopra ancora c'è una casa per anziani, non troppo scardinati, e quindi alla sera quando arrivano i genitori al ristorante a mangiare possono mettere i bambini nel piano di sopra perché c'è qualcuno che li tiene, c'è un collegamento tra i diversi gestori dei 3 piani in modo tale che lì possano essere fatte delle cose con delle competenze che ci sono lì. Incubatori di comunità è un esempio, perché questo è in zona Piemonte. Le portinerie sono un altro elemento significativo, ti tengo le chiavi, faccio servizio posta, raccolgo anche i pacchi di Amazon, e in questo modo non faccio solo questa roba qua, in questo senso è doppio fondo, ma faccio anche un lavoro di come va, come stai, quindi sono un modo, la gente accede attraverso l'utilità che ti lascia le chiavi, però entra in una relazione con te, quindi l'utile è una porta di accesso al legame sociale e al senso. Per esempio poi oggi ci chiediamo tutti che senso ha stare al mondo, visto che con il Covid dopo 75 anni abbiamo sperimentato il rischio della morte, una novità grossa per l'Occidente, no? Questo. Quindi la gente si chiede più cosa stiamo a fare qua. Il primo problema che abbiamo al mondo è capire perché ci siamo venuti. In questo senso allora l'indicatore di welfare generativo, questo l'ho costruito anche in queste zone, abbiamo fatto analizzare dai piani di zona che cosa loro ritenevano essere welfare generativo. Quindi nella fascia arancione ci sono quelle dimensioni che a mio giudizio non sono un grande welfare generativo, ma per i piani di zona sì, cioè faccio delle cose col terzo settore, per me è welfare generativo, oppure ripenso le attività sull'onda dell'emergenza, è welfare generativo.
L'area di mezzo è l'utente che restituisce ciò che ha ricevuto, quindi il modello Zancan originario. Tutta l'area blu è l'area che mette in piedi, sono state messe in piedi in questa regione molte iniziative significative di welfare generativo, quindi hai nuovi destinatari, individui nuovi vulnerabili, attori non tradizionali perché hai questi barbieri, parrucchieri, baristi, hai l'allestimento di nuovi dispositivi, tavoli per pensare e organizzare queste iniziative e hai nuovi servizi per gestire le povertà vecchie e nuove, tra cui la portineria. Quindi in una scala di gradienti di welfare generativo la portineria si colloca proprio in una zona più avanzata e più nuova del welfare generativo. E per finire quest'ultima slide ti accenno, perché non posso parlarne per motivi di tempo, le competenze che servono per fare questa roba non sono le tradizionali competenze che hanno insegnato agli operatori sociali. Quindi per darci anche una mossa, qualcun altro farà un corso perché le università ci sono, c'è una pratica voglia ad innovare, però insomma, è anche un posto che può fare delle joint venture con attori esterni, quindi trovare dei sistemi in cui ti aiuta a dire non puoi fare la cena di quartiere dicendo che metto il volantino delle cassettine postali, perché vengono i soliti noti e quindi non agganci per niente i vulnerabili. Quindi hai bisogno di bussare a quella finestra che si apre alle 7 del mattino e, va via, e arriva a casa di noi. Come strolliamo il sistema? Ci va il prete quando fa la benedizione, non trova più nessuna casa, cioè come facciamo? E a quel punto con questa scusa mettiamo in moto un pensiero su che cos'è la comunità, e una volta che li agganciati non sono già attivati, che cosa posso strolgare per attivare le persone perché lavorino con me? Prima vi ho dato qualche esempio, insomma, quindi devo fare scouting di risorse, devo fare via intrecciare insieme con i broker, devo fare manutenzione e tutoring perché queste cose possano stare in piedi. Grazie a Gino Mazzoli per averci illustrato le proposte per allestire i contesti come nuova frontiera del welfare. Con Mazzoli abbiamo ancora qualche minuto di tempo per approfondire la questione. Ad esempio, quando lei in conclusione qui ha parlato di competenze, come si potrebbero creare attraverso dei corsi specifici, attraverso particolari lezioni universitarie, come creare queste figure che sarebbero utilissime? Innanzitutto a mio giudizio con iniziative assolutamente low cost. Le mie esperienze di master sono tragiche perché obbligano le persone a stare centinaia di ore in aula ferme a guardare le slide che potremmo mettere su YouTube, dico con i miei colleghi, mentre invece il tema cruciale è riflettere insieme sulle pratiche, avere delle ipotesi. Per esempio ho costruito un master una volta all'Università di Reggio Modena, quindi c'era dietro l'ASL, la provincia eccetera, poi si sono litigati, abbiamo chiuso tutto, però questa Università di Facoltà di Medicina è un lavoro sulla progettazione sociosanitaria, gli studenti, che tra l'altro in quel caso erano operatori, quindi interessante, questa roba potrebbe costare pochissimo, operatori che sono collegati a dei progetti che i servizi devono mettere in piedi. L'università, in questo caso potrebbe essere anche chiunque, il CSV con qualcun altro, costruisce delle joint venture con i contesti locali che dicono per questo progetto mi servirebbe una sorta di start-up, di sistema di avvio. Gli operatori vanno a fare una rilevazione là, che non sono mai dei loro servizi, sono una specie di consulenza esterna ma con persone che sanno un po' che cosa c'è al mondo. E il docente fa supervisione a questo tipo di monitoraggio, quindi tu fai partire dei progetti, colleghi sia l'università al territorio che fa sempre fatica, e hai come prodotto una consulenza erogata da un ente terzo che fa partire questa iniziativa e gli operatori imparano. Quindi hai in 3 per 1 con un costo estremamente modesto. Cioè io credo che sia molto importante riflettere sulle pratiche dove tu prima analizzi i materiali e in aula fai riflessione sui materiali che hai letto, non ingozzi la gente di slide. 2, devi avere delle ipotesi che tu proponi che sono aperte, quindi accetti tu l'ansia di stare in aula con della roba che ti arriva e non sai prima dove va a finire. Questo aspetto si fa molta fatica a costruirlo, ma se tu lavori nel back prima affliggi la gente molto meno a stare in aula, a perdere tempo, a investire tempo e quindi avere i permessi, avere tutte queste cose che sapete bene, informazioni essere molto complesse. Poca roba ma molto ben preparata. Ecco, lei che ha a che fare con i ragazzi quotidianamente,
qual è il loro approccio nei confronti del terzo settore, del sociale, dell'ambito del volontariato? Ma insomma, i giovani gli under 30, a mio giudizio, sono una categoria molto interessante, ha un approccio molto più tranquillo di me, che ho fatto 68, c'è un sacco di anni, hanno un approccio del tipo non vogliamo cambiare più questo mondo, fateci però, teneteci in piedi le cose minimali, ci vogliamo tenere. Greta dice ascolta, adesso non disfarmi giù il pianeta che non riusciamo più a viverci, oppure cercate di fare le guerre. Mia moglie che l'altro giorno ha detto vado in pensione, ma adesso hanno fatto la guerra, non riesco più a fare tante cose, mio figlio più piccolo ha detto ascolta mamma, io volevo vivere, quindi insomma il rapporto è questo qua. Questi qua sono molto sulla terra ma molto concreti e ci possono dare delle cose importanti. Io quando parlo ai miei figli, le loro amorose e i loro amici prendo appunti, ed è interessante questo fatto, per cui noi impariamo da loro, loro non hanno aspettative di palingenesi totale e hanno però un rapporto complessivo con ciò che è adulto, ciò che è istituito, non nell'ottica centro dentro perché poi pian piano farò una carriera eccetera eccetera. Gli over 30, over 40 sì, curriculum, 110 lode, dove si migliora calcio eccetera. Questi qui cominciano a essere un po' di perché devo diventare così performante per un mondo che sta andando a sbattere tutti? Questo secondo me è una lezione importante. Non sono lì pronti per montare sul nostro mondo e quindi neanche nelle nostre associazioni, ma possiamo includerli se portiamo, non ai miei tempi si faceva, dovresti imparare queste cose, ma mettiamoci insieme a costruire le cose, facciamo delle call for ideas per i giovani sui progetti che riguardano i giovani, potremmo ascoltare loro per esempio, cercando di fare queste cose perché arrivano delle robe, non so se sapete che Airbnb, BlaBlaCar e non so cos'altro l'hanno costruiti con delle call ma da $5.000, mica 200 milioni, dove la gente per fare le prove per registrare il proprio disco è andata a fare sta roba, ma l'idea era quali progetti ci sono per la comunità utili, arriva della roba interessante, quindi questa intelligenza collettiva, proviamo a costruire dei collettori per questa intelligenza collettiva, c'è roba buona insomma. Ecco, più in generale lei come vede l'approccio al mondo del volontariato? Adesso abbiamo parlato dei giovani, ma più in generale sappiamo che ci sono moltissime persone, anche pensionati, che magari hanno anche più tempo, gioco forza per potersi dedicare. Lei vede disponibilità anche alla luce del contesto sociale che abbiamo appena dipinto e che molti di noi si sono trovati a dover vivere? Gli anziani, sto seguendo diverse riprogettazioni di centri sociali per anziani a livello nazionale, a livello anche della mia regione, con questa pandemia sono stati veramente molto messi alla prova, difficoltà relazionali e difficoltà psicologiche, depressioni, disperazione, quindi riportarli al centro sociale non è automatico che se rimette a piedi il ballo le carte arrivano, perché l'anziano 2 anni si abitudina all'abitudine e non è facile sfiorare l'abitudine a quelle cose. Quindi il problema è come anche faccio dei servizi di prossimità, non so, con la consegna di alimenti, delle piccole cose sono modalità per restituire. Io dicevo ai preti di andare a fare delle prediche nei cortili, dai balconi, perché bisogna che ricostruire dei modi per entrare in relazione con le persone, consigli mascherine, di farmaci, fai 2 chiacchiere sulla porta, questa è una modalità. E poi quando arrivano le persone che si ripresentano al circolo, se viene una signora da sola e sta lì a guardare quelli che giocano al burraco, prova a avere 2 secondi di testa per dire signora le costruisco io la coppia per fare il burraco, perché sennò poi non può più. Quindi c'è tutta un'alchimia relazionale che non è più si torna come prima, abbiamo bisogno di attenzioni nuove, di natura psicologica, dove non serve il buon psicologo, c'è proprio un problema di ascolta, stai attento a quello che lì. Grazie a Gino Mazzoli, ma rimaniamo a Milano in qualche modo, perché sempre da lì arriva Sala Caramaschi, ricercatrice postdoc del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, e con lei parliamo invece dell'importanza degli spazi, quali possono essere gli spazi prossimi, gli spazi di politiche e progetti per una città inclusiva ed equa, perché di inclusività è fondamentale parlare soprattutto in questo momento. Prego Sara. Chiedo se si sente il microfono. È vicino. Sentiamo il live? No? Sentite? Poco. Sì, sì,
Prova. O meglio? No. Molto bene, grazie. Io sono Sara Caramaschi, sono urbanista e una ricercatrice in studi urbani presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Da ormai 10 anni mi sto occupando proprio di tematiche molto affini a quanto si sta parlando oggi, ovvero di fragilità sociospaziali e divari territoriali. Questioni che non interessano solo l'Italia e l'Europa, ma tutto il mondo. Io ho avuto modo di lavorare intensamente anche negli Stati Uniti e, come dire, la presentazione di oggi vuole proprio riportare l'urbanistica al centro di questo dibattito su politiche e progetti per una città più equa ed inclusiva. Perché è importante parlare di urbanistica in una sede come questa e oggi soprattutto? La pianificazione e la progettazione urbana intervengono nel territorio attraverso politiche e progetti che danno forma, funzionalità e socialità alla città. Quindi è fondamentale che l'urbanistica sia presente in questi contesti e riconosca sia i propri punti di forza ma anche i propri difetti e ciò che è venuto a mancare negli anni. La prossimità, visto che questo è il tema di questa anche conferenza, è un concetto chiave nelle discipline che si occupano di città. La prossimità influenza direttamente sia il benessere che la qualità del vivere urbano. In urbanistica possiamo riconoscere 3 tipologie di prossimità: la prossimità istituzionale, quella fisica e quella relazionale. La prossimità istituzionale, con il decreto degli standard degli anni 60, in qualche modo si è risposto all'intento di regolare una quantità minima di spazio urbano da destinare a servizi e attrezzature collettive. Quindi sto parlando di scuole, dotazioni sportive per il gioco, parchi e giardini, centri civici e istituzionali, religiosi e culturali, ma anche presidi sanitari e banalmente le aree a parcheggio. Perché vi dico questo? Perché si tratta di una norma che nella sua semplicità ha in realtà avuto implicazioni importantissime nella trasformazione della città moderna e contemporanea e ha contribuito anche a costruire, definire o anche a distruggere delle relazioni tra territorio e diritti di cittadinanza. L'urbanistica quindi attraverso gli standard ha costruito una riserva di spazi pubblici e regolato degli spazi preposti a garantire un'offerta adeguata di attrezzature per l'istruzione, la cultura, la salute e la socialità. La prossimità istituzionale ha quindi lasciato sul territorio italiano delle emergenze importanti, la cui qualità e gestione sono oggi proprio nella città contemporanea al centro del dibattito pubblico ma anche politico. La prossimità però è anche una questione di densità, continuità, inclusione e accessibilità, ovvero una prossimità di tipo fisico. In urbanistica questa prossimità viene definita, come dire, è strettamente connessa al concetto di dimensione umana dello spazio urbano, ovvero la città come una trama di spazi che in qualche modo abilitano la quotidianità, dove la fruizione dei servizi di base, quelli di cui parlavo in precedenza, sono ben integrati al trasporto pubblico e alla ciclopedonalità. Negli ultimi tempi si è parlato molto di città dei 15 minuti, ovvero un'organizzazione dello spazio urbano in modo che gli utenti possano raggiungere attività e servizi di base entro 15 minuti dalla propria abitazione. Il concetto di base, alla base di questo modello, che è diventato un po' uno slogan in campagne elettorali in Italia ma anche all'estero, è in qualche modo di far convergere la vita sociale nello spazio a misura d'uomo, e perché questo avvenga è fondamentale che ci sia una particolare attenzione alla fruizione e all'attivazione dei piani terra, di cui si parlava in precedenza. Un concetto più complesso, perché è immateriale, non è una cosa che noi vediamo a livello fisico, è la prossimità relazionale, ovvero la vita sociale dello spazio urbano. La vitalità urbana in qualche modo è, come dire, strettamente dipendente sicuramente dalle attività, dalle funzioni e dai servizi che sono presenti in una città o in un quartiere e che in qualche modo agiscono da catalizzatori di attività umane.
Mentre in alcune situazioni sono le attività, come vi dicevo, ai piani terra che possono espandere degli spazi semi-privati nello spazio collettivo, in altre è la commistione di funzioni e servizi che in qualche modo rispondono alle esigenze della quotidianità e a generare questi spazi di aggregazione e addensamento. Quando si parla di città vive o di quartieri vivi e vitali, si parla di quartieri che in qualche modo stimolano a livello visivo, sociale, sensoriale gli individui, e sono luoghi che in qualche modo favoriscono le interazioni e stimolano la vitalità e l'esperienza pedonale. Di nuovo in urbanistica si condivide un po' questa fiducia per cui una trasformazione fisica di uno spazio, quindi io faccio un progetto di riqualificazione o di trasformazione urbana, possa in qualche modo migliorare la socialità. Questo è vero, ma studi recenti mostrano come la vita sociale pubblica si possa attivare anche in spazi della socialità quotidiana, quindi spazi che non hanno delle caratteristiche fisiche e che sono in qualche modo considerati belli e determinanti per la qualità urbana. Quindi sono spazi in cui la presenza di persone è l'elemento chiave che genera coinvolgimento e accadimenti, offrendo qualità a questo luogo, a questo spazio, che in qualche modo vanno al di là delle sue prestazioni estetiche e funzionali. Perché vi dico tutte queste cose? Perché chiaramente quando si parla di divari territoriali, nuove povertà, di disuguaglianze, non possiamo non riconoscere che qualcosa è andato storto, nonostante questi principi siano alla base dell'urbanistica e quindi della progettazione e pianificazione della città, moderna e contemporanea. Nonostante quindi l'urbanistica riconosca nella prossimità un concetto chiave, l'eccessivo funzionalismo, i tecnicismi, ma anche un po' la crescita senza sosta che l'urbanistica è stata un po' costretta o ha voluto stimolare, se vogliamo, ha fatto crescere la città senza prestare attenzione alla vita fra gli edifici e impoverendo quindi quegli strumenti e questa cassetta degli attrezzi a nostra disposizione, a disposizione non solo degli urbanisti ma anche degli amministratori pubblici, dei singoli cittadini e delle comunità. A questo si sono susseguite, ma ne abbiamo già parlato, una serie di crisi, non solo quella più recente della pandemia, ma anche la crisi economico-finanziaria, i cambiamenti climatici che sono una nuova frontiera di crisi che hanno generato degli squilibri nelle condizioni di contesto. Dal 2008 a oggi l'impatto delle crisi e delle politiche di austerità ha aggravato una tendenza strutturale che era già in atto negli anni precedenti, soprattutto negli anni '80, che è quella di sacrificare gli obiettivi di giustizia sociale e di ridurre quindi le disuguaglianze. In assenza di alternative e di interventi e anche di innovazioni in ambito socio-economico, ne sono uscite fortemente indeboliti non solo il welfare, che chiaramente è stato il primo ad essere smantellato, che era già storicamente sottofinanziato e molto a macchia di leopardo per i motivi che vi dicevo della prossimità istituzionale, di scelta, no? di definire una quantità minima indispensabile di spazio, ma ne sono anche, come dire, usciti indeboliti tutti quei processi di partecipazione, di inclusione socio-culturale. La conseguenza è stata un aumento senza precedenti di nuovi bisogni, di nuove povertà, di disuguaglianze non solo economiche ma anche sociali e di riconoscimento, a cui si sono accompagnate l'impoverimento di tutte quelle relazioni sociali che, come vi dicevo, erano alla base di una città viva, attiva e anche capace di rispondere alle crisi e alle nuove sfide. Nonostante questo quadro molto critico che vi ho fatto, spinti dalla necessità di trovare delle nuove soluzioni, si sono moltiplicate una serie di iniziative di natura civica, di natura, se vogliamo, spontanea, che hanno dato vita a delle pratiche di cittadinanza attiva e di mutualismo solidale. In molti casi sono dei veri e propri servizi alla persona, in altri casi parliamo di attività imprenditoriali, nuove economie di prossimità che hanno saputo trovare un modo di stare sul mercato e che sono diventati dei punti di riferimento di natura comunitaria per un numero sempre più ampio di persone. E voi oggi, come dire, rappresentate anche questo. Pur nella loro diversità di pratiche, di esperienze, queste reazioni e resistenze alle crisi sono accomunate da alcune caratteristiche, che sono la reciprocità, la solidarietà,
l'azione collettiva e la prossimità. Quindi di nuovo questa parola è tornata ad essere la chiave per rispondere a determinati problemi che oggi le città ci stanno ponendo. Siamo dinanzi quindi a delle risposte che fanno emergere un nuovo campo costituito da soggettività sociali, impegnate a ridefinire in maniera quasi inconsapevole spesso forme di democrazia più efficaci e nuovi concetti di cittadinanza e di welfare. Quindi, spinti dalla necessità di fare molto con poco, singoli cittadini o gruppi più organizzati hanno cercato nuove strade per sviluppare e realizzare degli interventi a basso costo e di rapida realizzazione in grado di promuovere la qualità, l'accessibilità e anche l'usabilità, scusatemi i termini un po' tecnici, della città contemporanea. Ma questa città contemporanea non è la città delle grandi trasformazioni, ma è la città quotidiana, quella che, come dire, di prossimità che gli abitanti conoscono, reclamano, curano e praticano tutti i giorni. Ed è così che alcune porzioni di città, in forma più o meno spontanea, hanno favorito la reale possibilità per gli abitanti di rifare la città, di in qualche modo microtrasformarla, cogestendola, prendendosi cura di spazi che spesso sono stati abbandonati, dimenticati e hanno, come dire, li hanno recuperati e hanno creato dei servizi al piano, diciamo, a scala di quartiere. Tutti questi sono, al di là delle differenze anche sostanziali in termini di presupposti, obiettivi, ma anche esempi di come si possa operare oggi con l'intento di costruire dei processi e degli strumenti di contrasto alle iniquità sociali e spaziali e a garantire quindi la promozione della qualità della vita, della qualità urbana di tutti. Le progettualità a cui io vi sto riferendo hanno saputo costruire delle occasioni di sperimentazione importanti e di innovazione a partire dai luoghi, utilizzando come principale strumento la forza trasformatrice delle rivendicazioni spaziali, sia esplicite ma anche latenti, spesso inconsapevolmente, degli abitanti che vivevano determinate situazioni di divario, di crisi, di fragilità. Quale lezioni quindi possiamo apprendere da questa mia breve presentazione? Parlare di spazi prossimi o di prossimità presuppone che si faccia riferimento anche agli spazi che verranno, soprattutto a quelli che verranno. I prossimi luoghi che come cittadini, amministratori, gruppi organizzati di cittadini abbiamo il compito di plasmare. Appare quindi evidente che sia necessario agire su diversi fronti. Il primo fronte che mi preme molto da urbanista è agire sulla prossimità istituzionale, ovvero adeguare, migliorare quei servizi essenziali di cittadinanza nati negli anni 60 con un intento, ma l'abbiamo detto, la città contemporanea non è più la città degli anni 60, la società è cambiata, quindi è necessario adeguare e migliorare questi servizi per rispondere alle crisi e alle fragilità emergenti. È necessario però anche agire sulla prossimità fisica, quindi ripensando il progetto urbano e portandolo a ricucire quei divari e a riavvicinarsi alle vite, alla quotidianità di chi abita quartieri e territori. Non credo o non penso che la città dei 15 minuti sia la soluzione ai problemi attuali. Certamente riportare una scala umana a determinati spazi nati con delle ideologie spesso e degli intenti molto diversi è importante. Quindi riportare prossimità fisica negli spazi che oggi ne sono carenti. Tuttavia, e oggi siamo qui per questo, è sempre più cruciale agire sulla prossimità relazionale, dando risposta alle rivendicazioni o alle esigenze spaziali degli abitanti e anche riportando una socialità e una vita sociale pubblica al centro di norme, procedure, strumenti che guidano la pianificazione e il governo del territorio. In sintesi, gli spazi prossimi e i prossimi spazi, se sapranno sapientemente dosare questi ingredienti che sono alla base della prossimità in urbanistica, quindi istituzionale, fisica e relazionale, sapranno rispondere alle esigenze emergenti di equità, inclusione e sostenibilità in ambito urbano a cui oggi noi siamo chiamati a rispondere. Per chiudere da dove abbiamo iniziato, perché l'urbanistica oggi è importante, perché bisogna tornare all'urbanistica.
perché l'urbanistica può e deve svolgere un ruolo forte in questi processi, deve riconoscere i valori, deve riconoscere i conflitti, deve riconoscere anche i processi di empowerment che voi oggi rappresentate. E l'urbanistica di oggi e di domani deve saper innescare e alimentare un percorso a lungo termine finalizzato al raggiungimento di una sempre più ampia ed estesa giustizia sociale. Questo implica anche consentire agli abitanti di autopromuoversi, significa anche supportare delle esperienze attraverso spazi prossimi, ma anche spazi in qualche modo inutilizzati che possono essere resi disponibili ai gruppi organizzati di cittadini, e quindi lasciare che gli abitanti siano attori capaci di copromuovere il cambiamento. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a Sara Caramaschi per averci illustrato queste proposte, questa progettualità. Ho qualche domanda anche per lei, Sara. Per mettere in pratica tutte queste proposte, da chi bisogna andare a bussare? Perché tagli al sociale ne sono stati fatti tanti. Questo non è un buon momento nemmeno a livello economico, per cui le difficoltà ci sono. E poi sappiamo che ci sono tutte le disposizioni che variano ovviamente da città a città, da comune a comune, e c'è sempre la politica. È una domanda molto complessa ma sicuramente cruciale in questi processi. È chiaro che parlare di riprogettare spazi o come dire, intervenire nella città contemporanea presuppone che tutti gli attori si siedano al tavolo, ovvero non solo i gruppi organizzati di cittadini che in qualche modo hanno dei momenti di organizzazione e cogestione degli spazi, servono i privati cittadini che in qualche modo possono e devono anche garantire l'accesso a spazi inutilizzati. Mi viene in mente i piani terra che spesso sono di proprietà privata e non utilizzabili dai singoli cittadini, ma anche la città e le pubbliche amministrazioni. Io sto seguendo attualmente un progetto nelle aree interne della regione Lombardia e chiaramente qui si capisce come si vada da una scala nazionale, spesso europea, con dei fondi messi a disposizione proprio per queste attività, e che però per scendere alla scala del singolo comune è necessario far passare tutti questi attori, quindi Europa, nazioni, regione, spesso anche le comunità montane sono state nominate prima, mi vengono in mente anche i vari consorzi che spesso possono garantire che alcune progettualità possano essere attivate. Quindi trovare un dialogo tra tutte queste parti è importantissimo. È chiaro che la mancanza o la presenza di queste progettualità dal basso e di cittadinanza attiva cambia tutto. E nel momento in cui sono presenti è un po' più facile trovare una risposta e andare a bussare alla porta di chi di dovere. I fondi esistono, perché ora anche col PNRR esistono tante possibilità per il sociale. È necessario però che ci sia un coordinamento, perché i problemi che sono stati nominati prima sono reali ed è importante, quindi questa idea anche di costruire una rete è fondamentale perché dà solidità alle azioni e alle risposte coordinate. Quindi quando lei parla poi anche di partire dal basso, sia concretamente sfruttando territori, diciamo appunto il piano terra e quant'altro, però in realtà partire dal basso anche attraverso i cittadini che possono fare molto in tal senso. Assolutamente sì, mi viene in mente, è chiaro che gli esempi che io vi riporto sono tutti esempi di progettualità nate spesso in quartieri fragili, dove queste fragilità sono molto evidenti ai piani terra per riutilizzo, la chiusura di molte attività a servizio dell'abitare. Quindi è importante che i cittadini, che spesso sono o proprietari o in qualche modo identificano una carenza, una mancanza o una possibilità in uno spazio vacante o in un negozio vuoto, possano in qualche modo iniziare ad accendere questa scintilla, come è stata chiamata prima, che garantisca però poi di far propagare l'idea e anche trovare una soluzione ideale. Quindi sicuramente spazi fragili sono quelli in cui queste fragilità garantiscono anche una maggiore accensione di scintille, e questo ce lo dimostrano le ricerche recenti e tante esperienze che in qualche modo anche voi oggi rappresentate. Quindi partire da lì è fondamentale. È chiaro che c'è bisogno di una struttura, l'urbanistica in questo, torno al tema della mia presentazione, è importante, perché noi
abbiamo una riserva di spazi pubblici nella città, spesso inutilizzati perché sono cambiate le necessità, sono cambiate le società attorno a cui gravitavano questi servizi. Quindi anche mettere a disposizione parzialmente alcuni spazi pubblici potrebbe essere già un primo passo per anche mostrare al privato cittadino cosa si può fare con uno spazio utilizzato, che può prendere vita e rispondere in maniera ottimale non solo alle necessità di alcuni gruppi, ma alle necessità di un'intera comunità. Ci sono dei luoghi, delle città, dei territori che si prestano meglio? Non direi, nel senso che da un punto di vista prettamente fisico non ci sono caratteristiche che portano degli spazi ad essere più pertinenti di altri. Penso che il cuore sia proprio della socialità e del gruppo attivo di cittadini. Sto analizzando delle zone molto remote della Lombardia in cui a livello fisico nessuno penserebbe mai che ci possano essere delle risposte dal basso, perché sono luoghi molto fragili, molto anche remoti rispetto alle città, e invece proprio in quei luoghi si sono attivate delle risposte importanti. Quindi credo che la chiave sia proprio in questa prossimità sociale, relazionale, di cui ho cercato di dargli qualche veramente brevissimo spunto, perché è proprio lì che se stimolata si possono poi risolvere anche a cascata tutta una serie di questioni più spaziali che esulano però dall'esperienza in sé. Bene, ringrazio Sara Caramaschi, ringrazio ovviamente anche il presidente Mario Morandi, Chiara Tommasini e Gino Mazzoli per averci illustrato questi studi e i contenuti dei loro progetti, delle loro proposte in questa prima parte di mattinata, che ora concludiamo per un quarto d'ora, una breve pausa, un coffee break, dopodiché entreremo ancora più nel vivo, proprio nel cuore della mattinata, perché sarà presentato uno studio che è stato realizzato da Giovanna Muzzi e quindi entrerà nei dettagli di quelle che sono le realtà delle portinerie di quartiere, ma poi avremo anche un'esperienza che arriva dritta dalla Francia, quindi ci vediamo qui alle 11:30. Se vi siete accomodati tutti possiamo continuare il nostro tavolo sul prendersi cura delle comunità, esperienze di prossimità delle portinerie di quartiere. Allora, vi avevo anticipato che la seconda parte sarebbe entrata proprio nel vivo, nel cuore di quelle che sono le realtà delle portinerie di quartiere. Che cos'è una portineria di quartiere, come funziona, chi se ne occupa e molto altro ancora. Questo ce lo spiegherà proprio in questo momento, da qui in poi, proprio lei ad aprire questa seconda parte della mattinata, Giovanna Muzzi, dottoranda in pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio dell'Università IUAV di Venezia, con la restituzione dell'indagine sulle portinerie in Italia. Giovanna ha eseguito una ricerca elaborata, una ricerca che ora appunto lei ci illustrerà e che entra proprio nel vivo di quella che è la realtà delle portinerie di quartiere. Poi alla fine di questo momento avremo anche la possibilità di dare la parola al pubblico, e quindi chi avesse ulteriori domande, dei dubbi o anche delle proposte potrà avere la parola. E ora la parola a Giovanna. Buongiorno, grazie a tutte e tutti per essere qua con noi questo sabato mattina. Ci fa piacere vedere, insomma, di aver sollevato un certo interesse verso questo fenomeno. Come è stato da poco anticipato, io presenterò una prima restituzione di questo lavoro in corso che io sto facendo all'interno del mio dottorato di ricerca allo IUAV, e questa parte di ricerca in collaborazione col CAV CSV di Venezia, proprio a partire dall'esperienza delle portinerie di quartiere che ha avuto l'avvio l'anno scorso, nel 2021. Quindi l'obiettivo che ci siamo dati è molteplice, quindi da un lato abbiamo voluto appunto dare una prima
l'istituzione di una panoramica di questo fenomeno a scala nazionale per capire quali sono le realtà innovative che operano nel nostro paese, e dall'altro anche proprio dare l'occasione per promuoverle, raccontarle, capire come funzionano e trarre anche gli spunti. E in terzo luogo anche da un lato più istituzionale, quindi sottolineare l'importanza del welfare di prossimità, ne abbiamo parlato, è stato sottolineato proprio nella prima parte della mattinata, e anche sostenere come la coprogettazione dei servizi sia uno strumento importante per raggiungere questi obiettivi. Quindi provando a dare una prima definizione anche di cosa stiamo parlando quando parliamo di portinerie di quartiere, portinerie innovative. Abbiamo identificato 3 caratteristiche, quindi hanno una connotazione fisica, c'è uno spazio, Sara Caramaschi ci ha sottolineato l'importanza di quanto sia avere uno spazio di riferimento e diciamo la parte anche urbana delle dinamiche che andremo poi a vedere, avere una dimensione digitale tra chi opera con canali social, il sito, WhatsApp o altri canali, quindi oltre al classico passaparola, insomma, avere anche un modo per avvicinarsi alle persone e avere un riferimento per loro di raggiungere i servizi, e proprio erogare dei servizi di prossimità per rispondere a quelle istanze, bisogni e necessità che le persone avanzano, soprattutto cercando di adattarli e renderli anche più specifici ai contesti in cui operano. Infatti oggi avremo anche 2 esperienze che ci raccontano poi nel dettaglio cosa significa nella pratica quotidiana questa parte. Quindi come anticipavamo c'è stata una prima ricognizione in questa primavera che ci ha portato a individuare all'incirca più di 50 realtà, la maggior parte delle quali tuttora in attività, alcune, non è solo una perché ne stiamo individuando altre, sono in fase di apertura, stanno ideando, stanno ragionando su cosa significa avviare una portineria e stanno anche cercando di capire come farlo. Alcune invece hanno concluso la loro esperienza e altre invece si stanno un po' ridimensionando, anche perché come vedremo anche il periodo di pandemia, soprattutto anche per il terzo settore in generale, è stato un bello scossone che sta dando modo anche di ripensarsi. Quindi andando brevemente, come potete vedere nella diapositiva, abbiamo strutturato questo questionario che è stato somministrato fra luglio e ottobre ed è tuttora disponibile, quindi alla fine vi daremo anche il link se qualcuno ha piacere di raccontarci la propria realtà o girare ad altre realtà che magari ci stanno lavorando e noi non le abbiamo ancora intercettate. E dall'altra quindi abbiamo anche cercato di capire, come potete vedere dal grafico temporale, su una scala temporale rispetto a quelle che hanno risposto al questionario, quando hanno avviato la loro attività e quando magari l'hanno sospesa. Come potete vedere sulla barra del 2020 c'è una componente un po' più grande di attività che sono state sospese, e quindi ha dato anche modo di ripensare quello che sono i servizi, le attività, ma anche la gestione della portineria stessa. Siamo andati anche a indagare alcuni aspetti molto pratici, molto quotidiani, no? Dove si trova la portineria, che tipo di sede ha, in che contesto opera, quali sono le caratteristiche del contesto in cui operano, in che tipo di città, è una piccola città, è una grande, il tipo di spazio e chi lo gestisce. Quando apre una portineria, come funziona? Se una persona si vuole rivolgere a una portineria, in che orario lo fa? Come si organizza la portineria per rispondere alle necessità? E come dicevo anche prima, anche i canali di comunicazione social utilizzati per intercettare magari anche un altro tipo di pubblico che magari in quegli orari non riesce a passare, però magari ha piacere di entrare in contatto. Quindi sono 2 modi complementari, l'essere in presenza e l'essere, diciamo, nell'ambito digitale, e uno non esclude l'altro, cioè si aiutano uno con l'altro. Siamo andati anche a indagare quali sono gli enti promotori e gli enti gestori, cioè andando anche a vedere chi promuove le portinerie. Sì, è un'azione spontanea, quindi coincide chi promuove e chi gestisce la portineria. Ci sono realtà, ad esempio, soprattutto nel terzo settore, di volontariato, di imprese sociali, cooperative che si attivano e attivano anche delle reti. Quasi sempre sono non abbiamo quasi mai riscontrato un'unica realtà, se non in casi legati alle attività commerciali. Però quando si parla di terzo settore si parla di reti, di gruppi, di agglomerazioni, di realtà magari anche con status diversi. C'è chi è
un'associazione una promozione sociale, del volontariato, c'è chi è un comitato, cioè con gradazioni anche differenti, però con l'obiettivo comune di lavorare insieme. Ci sono casi in cui sono dei privati che l'attivano all'interno, cioè offrono dei servizi di portineria all'interno di attività commerciali, o stessi enti pubblici che si fanno promotori. E poi appunto abbiamo individuato due categorie per quello che riguarda la gestione, quindi da un lato su base volontaria, cioè c'è un grande, l'ho visto anche prima, una grande parterre, una grande offerta da parte di persone che hanno tempo, competenze, capacità e voglia di mettersi a disposizione, e quindi è il primo gruppo. E poi in alcuni casi, soprattutto legati a enti più strutturati, persone dipendenti che quasi sempre vengono affiancate anche in questo caso da persone volontarie. Quindi siamo andati anche a vedere quali sono i tipi di servizi e di attività che vengono offerti. Adesso qua ne vedete alcuni, per semplificare abbiamo anche raggruppato un po' per categoria. In primis l'ascolto, la compagnia, il consiglio, scambiare due chiacchiere, magari scambiare due chiacchiere con la stessa persona, acquisire la fiducia, perché sempre si parla, alla fine il punto base sono le relazioni con le persone, quindi veramente la prima cosa che viene messa a disposizione è una persona a cui rivolgersi, una o più persone, no? Un ascolto, una persona che ti ascolta, che sta con te e ha la pazienza di ascoltare, se tu stai mezz'ora a raccontare i tuoi problemi di vita, perché non ci si ascolta più tanto, no? Si parlava dopo 2 anni di solitudine quanto è difficile che una persona magari anche anziana con delle difficoltà o già in un ambito di solitudine torni ad aprirsi. Allora le portinerie spesso hanno anche questo piccolo ma fondamentale compito di mettersi a disposizione ed ascoltare le persone. Attivano dei servizi di prossimità, quelle piccole mansioni che magari non si sa a cui rivolgersi, e quindi, come vedete, magari il ritiro del pacco in un orario in cui non si può fare una piccola riparazione, magari fatta in sede, il supporto solito del cellulare, alcune piccole incombenze della quotidianità. Abbiamo anche riscontrato come tante mettono a disposizione uno spazio, mettono a disposizione degli spazi per la socialità, per l'aggregazione, e si ritorna all'ascolto, alla modalità di è la traduttrice perché lei non parla francese, mi spiace. È l'interprete perché poi abbiamo un ospite francese, quindi deve seguire lei. Ci abbiamo fatto un grande sforzo di sì, riprendendo, quindi abbiamo anche un supporto su quello che magari può essere anche l'avvicinamento alla burocrazia, all'aspetto tecnologico, soprattutto per magari chi ha poca confidenza con questi nuovi mezzi, al sostegno scolastico, l'individuazione anche di bisogni che sono complementari a quelli del welfare, cioè tutte le portinerie offrono delle attività, dei servizi, in generale un aiuto per essere complementari a quelli che le istituzioni pubbliche, private, del terzo settore già offrono, ma vanno ad agire su una parte in cui, diciamo, c'è poca offerta. E quindi anche delle piccole attività su misura rispetto alle esigenze che i vari contesti, le varie persone chiedono. Abbiamo appunto magari il crossing, il prestito, lo scambio, come vedete, di attrezzi. Noi ad esempio nel caso della CSV di Venezia abbiamo una fortuita collaborazione con la Leroy Merlin, che è un'impresa che mette a disposizione i suoi dipendenti all'interno di un progetto di volontariato d'impresa che insomma non è da poco e fa anche questo passaggio fra imprese e terzo settore. Poi abbiamo appunto la messa a disposizione di banca delle competenze, quindi persone magari che non possono rivolgersi a delle categorie specifiche magari per delle questioni anche molto particolari, e quindi magari ci può essere uno sportello messa gratuita di certe competenze che magari in altre vie sarebbero molto costose. La cura di piante, l'aiuto magari col dog sitting nel momento del bisogno, piccole faccende domestiche, alcuni hanno appunto anche un servizio bar perché nascono anche così e poi diventano anche portineria, e altre piccole incombenze del quotidiano, l'accompagnamento all'abitare o servizi specifici come ad esempio il servizio di infermieristico. Oltre a fornire quindi dei servizi, spesso le portinerie attivano, no? Dei gruppi, delle persone, offrono delle attività
soprattutto per rispondere a quel bisogno di socialità e di incontro. Spesso organizzano su richiesta delle persone che si rivolgono a loro delle attività specifiche. Possiamo pensare al gruppo di Burraco che è stato attivato qua in via Piave perché una signora purtroppo vedova da poco si è rivolta a noi per stare un po' insieme, e una nostra volontaria con la sua sensibilità ha costruito un gruppo del Burraco attorno a questa richiesta. Questo è solo un esempio dei tanti che abbiamo raccolto di come poi le persone, le volontarie, le persone, i tenenti all'interno della portineria poi non hanno un mandato, dicono questo sì, questo no. Dice, proviamo a rispondere a questi, cioè c'è anche un cambio di paradigma nella costruzione di attività e servizi in base alle necessità e quindi mantenere anche un grado di adattabilità. Poi abbiamo anche magari la collaborazione con enti esterni, può diventare la portineria il punto di ritiro della spesa a chilometro zero con la rete magari di agricoltori della zona, può essere occasione di un mercatino solidale per intercettare anche nuovi tipi di utenti, perché sono anche dei momenti, anche come si diceva prima Mazzoli, non è che costruiamo il momento che facciamo il mercatino, si parla, si dà il volantino, vieni a ritirare le verdure, mi racconti come va, no? Sono tutti anche espedienti per intercettare i nuovi bisogni e le istanze. E spesso anche vengono offerti corsi, momenti di formazione per rispondere appunto alle esigenze, e poi abbiamo dato, come dicevamo prima, un piccolo approfondimento su quelli che sono la sostenibilità economica, quindi la maggioranza dei servizi e delle attività vengono offerti in forma gratuita, quindi persone che si rivolgono a loro magari possono fare una donazione libera ma ricevono i servizi in maniera gratuita, e dall'altro lato però chi gestisce la portineria fa riferimento soprattutto a bandi pubblici, donazioni liberali, gli introiti magari dei servizi che possono essere a pagamento in parte, e dopo diciamo a varie modalità per raccogliere fondi sia direttamente che indirettamente. Quindi da questo deriva anche nella nostra indagine abbiamo anche voluto indagare quali possono essere le criticità emerse, perché individuare dove le cose non funzionano bene permette poi di migliorarle, far finta che non ci siano peggiora la situazione. Allora anche questo momento di incontro di oggi vuole anche far vedere come ci siano dei punti sui quali lavorare, quindi anche come vediamo le questioni interne, c'è anche soprattutto quelle basate sul volontariato, la ricerca di nuovi volontari, ma anche la continuità del volontariato, la difficoltà alle volte anche di intercettare alcune fasce d'età, richiede trovare le competenze specifiche magari per rispondere allo sportello, come si diceva prima. Alle volte anche i rapporti con le istituzioni, con gli enti locali, non è sempre facile, anche lì sta un po' alle varie realtà come si sono posti, come sono nate, come si mettono in relazione. Una questione, come tanti progetti, soprattutto nel terzo settore, riguarda la sostenibilità economica, le problematiche nella gestione e la continuità di queste, quindi anche il modello che non rimane uguale a se stesso ma evolve per poter permettere una continuità temporale di medio-lungo periodo. E quindi anche in ultimo la modalità di erogazione dei servizi proprio per poterli mantenere il più lungo possibile e rispondere a delle necessità specifiche, non fermarsi a un generico ma a intercettare delle modalità per continuare. Poi appunto rispetto invece ai risultati raggiunti abbiamo chiesto un po' rispetto a quando avete iniziato, cosa volevate raggiungere, cosa siete riusciti a realizzare che vi premeva, no? Che fosse un po' alla base del vostro lavoro. E molte volte è stata proprio l'individuazione dei bisogni la parte iniziale importante che tante si sono date, per dire ne iniziamo però ascoltando, e poi eroghiamo dei servizi specifici rispetto a quello che abbiamo intercettato. In più, come vi dicevo prima, c'è stata anche, soprattutto dopo il periodo della pandemia, questa necessità di trovare delle soluzioni per facilitare le attività di aggregazione, di socialità, ritrovarsi, avere uno spazio adeguato, fornire dei momenti di incontro e ad esempio ampliare quelle offerte culturali nei momenti soprattutto in cui magari era un po' scarso nel contesto in cui operano, e in ultimo, ma forse anche una delle principali, il supporto per le risoluzioni di problematiche quotidiane, cioè rispondere ai problemi dell'ogni giorno, no? Del quotidiano, che alle volte una persona magari non sa a chi rivolgersi. Nello specifico adesso io brevemente vi racconterò quella che è un'esperienza di qua.
che appunto, come vi dicevo, è stata anche anticipata prima. Le portinerie di quartiere sono un progetto del CAV CSV di Venezia, che è stato, l'anno scorso hanno lanciato un avviso per partecipare, proporsi, e quindi sono state avviate 3, una a Venezia ad Orsoduro, una a Chioggia e una a Mestre, che è quella di cui faccio parte anch'io, in quanto come dottoranda e come membro di ET-City ho unito un po' le due cose per studiare un po' questo fenomeno, e soprattutto con la grande disponibilità dell'associazione ADA con Venezia PS siamo riusciti a dare una concretezza, ad ampliare la rete, a costruire un progetto e in secondo luogo anche grazie alla grande disponibilità di un privato che ha messo in comodato d'uso uno spazio, quindi noi non paghiamo la locazione ma le bollette, e continuiamo in questo modo, anche riusciamo a garantire dei servizi gratuiti. Quindi abbiamo una serie di volontari delle associazioni partner, abbiamo anche la collaborazione dei volontari del servizio civile universale presso il CSV di Venezia, quindi anche ragazzi più giovani, e quindi c'è anche uno scambio intergenerazionale, e abbiamo anche questa collaborazione con il Comune di Venezia per inserire delle persone con reddito di inclusione attiva, quindi vengono a fare volontariato da noi e riprendono anche, come dire, si riattivano nel mondo della socialità e acquisiscono delle competenze in un momento magari di fragilità, e quindi noi li accompagniamo costruendo anche delle attività specifiche per la persona. Abbiamo a disposizione questa fantastica corte che era un parcheggio, e quindi l'importanza, come diceva prima Sara, di cosa significa avere uno spazio. Non abbiamo solo un piccolo spazio come vedete prima, ma abbiamo anche la lungimiranza di una proprietà che ha detto sì, io vi sposto le auto perché abbiamo uno spazio dall'altra parte e convertiamo l'ex parcheggio in una corte in cui potete ospitare attività. Facciamo una serie di servizi in sede con grande continuità, alcuni costanti, come ad esempio il presidio infermieristico. Ormai abbiamo un paio di persone del quartiere che sono i nostri ospiti fissi il martedì mattina, e ci fa anche molto piacere vedere che venga riconosciuto come un momento sì di controllo sanitario ma anche di socialità. Quelle signore si ritrovano lì. Abbiamo attivato del sostegno scolastico. Noi nel quartiere Piave di Mestre abbiamo popolazioni provenienti da vari paesi, quindi aiutiamo non solo i bambini ad esempio, ma abbiamo anche la mamma di 2 bambini che ha un grado di alfabetizzazione un po' scarso, e lei è venuta per portare i bambini per avere l'aiuto compito. Una nostra volontaria invece le ha detto ti aiuto io a te, non devi pensare solo ai tuoi bambini, ma devi pensare anche a te. E abbiamo quindi creato 2 percorsi paralleli. Abbiamo l'angolo di scambio libri, ci sono la disponibilità magari di fare una piccola riparazione, il prestito, magari ecco, in questo caso ci permette anche di avere una collaborazione con le realtà commerciali della zona, perché magari hanno bisogno del trapano, della scala, vengono da noi perché magari per loro non ha senso avere uno loro, c'è una scala a disposizione di tutto il vicinato, no? Attrezzi che magari in un negozio neanche uno se lo compra. E questo appunto fa parte anche di quella collaborazione, si diceva quella del Roverland. Abbiamo adesso attivato recentemente il punto di ritiro in collaborazione con la Casa dell'Ospitalità del loro orto solidale, quindi lunedì mattina ci portano il loro raccolto super fresco. E quindi abbiamo attivato tutta una serie di servizi che in primis avevamo già in essere, alcune delle nostre associazioni hanno messo a disposizione la portineria e alcuni sono stati attivati successivamente, e sono stati anche appunto attivati dei gruppi, delle attività per rispondere a quelle che erano un po' le esigenze, soprattutto legate alla socialità, al ritrovo, a diventare un punto di riferimento per organizzare attività e noi abbiamo la foto in mezzo, è proprio l'inaugurazione che abbiamo fatto a fine ottobre di un anno fa, quindi io sono anche molto contenta a un anno di distanza di potervi raccontare molto di più di quello che ci aspettavamo. A titolo, cioè, io ringrazio anche le persone che sono qua, delle associazioni, i nostri partner, perché hanno creduto in un progetto in un momento in cui magari non è neanche così semplice, no, avviare un tipo di collaborazione del genere, però ognuno mettendoci del suo fa sì che questa portineria stia diventando pian piano, con calma, un punto di riferimento e un punto anche in cui le persone ripongono la fiducia. In ultimo, come vi ho anticipato, questa è una ricerca in corso, quindi per chi volesse c'è ancora a disposizione il link per compilare il nostro questionario, soprattutto per farci conoscere in realtà
che non abbiamo ancora intercettato, o magari stanno pensando, si stanno muovendo, sono qua magari anche curiose di sapere cos'è l'idea di avviarne. E io a titolo personale ci terrei molto a ringraziare quindi la direttrice Katie Poles per questa opportunità di collaborazione e il gruppo di ricerca Claudia, Silvia, Erika, Sebastiano e Enrico. E vi lascio. Grazie a Giovanna Muzzi non solo per averci illustrato questa ricerca, che vi assicuro è stata una ricerca impegnativa, che ha portato via molto tempo e soprattutto ringrazio anche Giovanna per l'esperienza non solo che ha portato, ma anche per aver illustrato nello specifico l'attività di una portineria come quella che avete visto di Mestre. Ed effettivamente un anno fa, quando sono partiti, nessuno sapeva che ci si sarebbe ritrovati l'anno seguente a poterne parlare, perché come abbiamo sentito alcune portinerie purtroppo hanno anche dovuto mollare la presa per una serie di motivazioni. Quindi davvero un lavoro importante e ammirevole, sia quello di Giovanna che quello di tutti i volontari e di tutte le parti coinvolte in questo progetto. Ma le portinerie di quartiere sono diverse di comune in comune, di città in città, ma anche di paese in paese, di stato in stato. Come avevo detto prima, non solo un'esperienza territoriale oggi qui, non solo successivamente ne sentiremo anche di altre province del nostro paese, ma adesso ne sentiremo una che arriva direttamente dalla Francia. Forse per certi versi è diversa da come vengono strutturate le portinerie di quartiere in Italia e poi nel nostro territorio, ma proprio per questo abbiamo voluto portarla qui, anche per sentire esperienze diverse, modalità diverse e, perché no, arrivare poi ad unirle e creare poi qualcosa di ancora più grande e completo. Allora, qui insieme a noi c'è Marion Bruno con la sua interprete Carla Toffolo, che abbiamo sentito in sottofondo in questo momento. Marion è direttrice dell'area accompagnamento socio-professionale di Lulu da Moirou di Parigi e ci parlerà di questa esperienza da apripista di Lulu da Moirou a Parigi. Lulu dans la rue, voilà, c'est l'histoire d'un quartier qui est optimiste, qui se dit que pouvoir construire une société meilleure, c'est possible et qu'on peut agir maintenant en bas de chez soi. Les Lulu sont des gens extraordinaires, ce sont des gens qui habitent le quartier, ce sont des gens qui aiment rendre service, ce sont des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage, et ça, je crois que les habitants du quartier, ils le sentent, et c'est ça qui fait que c'est différent aussi. On a envie de connaître la personne qui nous rend le service, de lui faire confiance et de partager quelque chose. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec Lulu et qui fait partie de notre belle histoire. Le kiosque est devenu dans le quartier un lieu de sociabilité, un lieu où les gens se rencontrent, se croisent, on recrée cette vie de quartier qui des fois nous manque. Donc aujourd'hui on a besoin de vous pour pouvoir créer plus d'activités pour plus de Lulu. C'est une belle histoire, c'est une belle aventure, mais qu'il faut qu'on continue avec vous. Il video racconta la storia della portineria di quartiere che si chiama Lulu nella mia via. È un esempio perché per far vedere che noi possiamo migliorare la nostra società, possiamo essere tutti dei Lulu in realtà, possiamo tutti ritrovarci in un chiosco come è il caso di Lulu nella mia via, per ritrovare quella vita di quartiere che ci sta tanto mancando in questo periodo. Abbiamo bisogno di aggiungere nuove attività, ma soprattutto abbiamo bisogno di nuovi Lulu per poter continuare l'attività del chiosco di Lulu. Bonjour à
Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir invité Lulu dans la rue en Italie, à Venise. On est ravis de vous rencontrer, de voir d'autres expériences. Moi, je vais vous raconter un petit peu effectivement qui est Lulu, comment on travaille, avec un focus sur la conciergerie de quartier, plus que sur la partie d'accompagnement. Lulu a été créé en 2015 avec la pose d'un premier kiosque à Paris, un ancien kiosque à journaux qui a pu se mettre en place avec le soutien de la ville de Paris, de la municipalité, en plein centre de Paris, dans un quartier historique qui est le Marais, à côté de l'hôtel de ville. Donc ça a été la pose du premier kiosque qui a permis la création de Lulu. Lulu, dans ma rue, est une entreprise sociale et elle repose son projet de renforcer les services de proximité et développer de l'activité, repose sur 3 grands piliers. La question des services de proximité qui sont accessibles à tous et qui permettent justement de répondre aux besoins des habitants. Travailler autour du travail indépendant, la micro-entreprise qui est aussi une nouvelle manière de développer de l'activité pour les personnes éloignées de l'emploi. Et utiliser le numérique et la plateforme numérique pour développer l'impact et renforcer l'impact social du projet, avec l'importance aussi d'une dimension humaine qui a déjà été évoquée ce matin via le kiosque et l'implantation physique du kiosque. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Vi ringrazio moltissimo di aver voluto invitare Lulu a Venezia oggi. È davvero una grande gioia potervi incontrare, potervi raccontare la nostra esperienza e poter ascoltare le vostre esperienze. Vorrei cominciare spiegandovi chi è Lulu, come lavoriamo, per poi concentrarmi sul ruolo della portineria di quartiere, lasciando da parte quello che è il mio ambito specifico di lavoro, ossia quello dell'accompagnamento. Ebbene, Lulu è stata creata nel 2015, è stata creata in questo chiosco che in precedenza era un'edicola dove venivano venduti i giornali. È stato creato con l'aiuto del comune di Parigi, in un quartiere, il Marais, che è nel pieno centro di Parigi, nel cuore di Parigi, vicino all'Hôtel de Ville, al grande municipio del comune. Dunque, innanzitutto il luogo fisico, il chiosco, che è poi un'impresa sociale il cui obiettivo è proprio quello di garantire servizi di prossimità e sviluppare servizi sociali. I pilastri su cui si fonda Lulu sono 3. Innanzitutto i servizi di prossimità, sulla base di quelle che sono le necessità degli abitanti del quartiere. In secondo luogo la microimprenditorialità, ossia l'accompagnamento a quei lavoratori indipendenti che però a lungo tempo sono stati in una situazione di scarsità di lavoro o di assenza di lavoro. Il terzo pilastro invece è il pilastro del digitale, che però include quella dimensione umana di cui abbiamo già parlato stamattina e che viene garantita tramite il chiosco dove abbiamo le nostre attività. L'ambition de Lulu, c'est donc de créer une ville plus inclusive et de redynamiser la vie de quartier. Donc la double expérimentation et la double innovation chez Lulu, c'est vraiment le renforcement des solidarités de proximité via le kiosque et travailler aussi un accompagnement social, une nouvelle forme d'insertion pour les publics éloignés de l'emploi. Et Lulu se situe via les services de proximité comme un promoteur de l'économie du Caire. C'est d'une part des services qui favorisent le bien-être des habitants, qui sont accessibles à tous et qui répondent aux besoins des habitants, comme évoqué ce matin. Et puis créer de l'emploi, créer des nouveaux services et permettre à ces personnes d'accéder à un emploi
en pouvant aussi proposer un accompagnement socio-professionnel pour ceux qui en ont besoin. Ces services accessibles permettent de renforcer les solidarités et l'enjeu c'est aussi de revaloriser des métiers de service, des métiers de lien, des métiers de la rencontre qui aujourd'hui ne sont peut-être pas suffisamment valorisés économiquement et on en a vu l'importance avec la pandémie. Bene, qual è l'ambizione di Lulu? Innanzitutto è quella di creare una città che sia più inclusiva, una città in cui si sviluppa la prossimità. E che cosa si può fare per raggiungere questi obiettivi? Innanzitutto si crea nell'immediato una solidarietà di quartiere. In secondo luogo si dà un sostegno che sia un sostegno socio-professionale per le persone di cui parlavamo prima, che hanno avuto uno scarso accesso al lavoro. Creare servizi di prossimità significa creare dei servizi per il benessere degli abitanti del quartiere, creare servizi che rispondano alle domande, alle richieste che arrivano dagli abitanti del quartiere. Si tratta poi di creare un nuovo mondo del lavoro anche in un certo qual senso, in cui si possano accompagnare, verso il quale possono essere accompagnate le persone che non vi avevano accesso. Tutto questo può essere fatto con una maggiore solidarietà a livello di quartiere, una maggiore solidarietà di quartiere, una solidarietà che ci permetta di rivalutare anche quei mestieri che sono i mestieri di prossimità, di servizio, di manualità, di legame e di incontro, che non sono più valorizzati e lo abbiamo visto questo durante la pandemia. À la différence des modèles italiens qui ont été présentés ce matin et qui s'appuient beaucoup sur le bénévolat, les services chez Lulu sont monétisés. On parle en France de service à la personne. Donc on a un client qui va faire appel à un Lulu pour un service et un Lulu qui est auto-entrepreneur qui va proposer son service. Néanmoins, on est sur une conciergerie responsable parce que d'une part, les prix qui sont proposés sont des prix valorisants, qui sont supérieurs au salaire minimum français horaire. Il y a un minimum entre 13 € et 30 € net de l'heure en fonction des services pour la personne. Et les services sont accessibles parce que pour les habitants, les services à la personne sont défiscalisés. Donc l'État propose un appui via un remboursement de 50% de crédit d'impôt sur l'ensemble des services proposés qui répondent à des besoins des habitants. Les Lulu proposent différents services de déménagement, ménage, coup de main, travaux. Et c'est des personnes que l'on va nous sélectionner et on va assurer de la qualité de service vis-à-vis de l'habitant. Ces services sont aussi, l'important quand on parle de service à la personne, c'est la question de l'utilité et de l'utilité sociale. Et pour les Lulu, cette rencontre avec les habitants qu'ils n'auraient pas rencontrés par ailleurs, c'est aussi des missions qui sont gratifiantes, qui permettent de renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, par l'usage et par justement la proposition d'un service qui soit utile. La nostra situazione è diversa dalla situazione in Italia che ho sentito descrivere stamani. Ho capito che in Italia le portinerie si basano soprattutto sull'opera di volontari. Ebbene, i Lulu invece offrono servizi monetizzati. Sono servizi alla persona che vengono monetizzati. Dunque c'è un cliente che si rivolge a noi per avere un Lulu per un qualche servizio.
e viene pagato, perché il Lulu è un imprenditore, un piccolo imprenditore. Siamo tuttavia una portineria di quartiere responsabile, perché i prezzi che vengono applicati dai Lulu sono dei prezzi valorizzanti. Sono prezzi valorizzanti nel senso che sono comunque superiori alla remunerazione minima prevista in Francia per legge, ossia sono compresi tra i 13 e i 30 euro netti all'ora. Sono servizi che vengono resi accessibili, ma soprattutto sono servizi che vengono defiscalizzati. I servizi alla persona in Francia sono defiscalizzati, ciò vuol dire che su presentazione della ricevuta c'è un credito d'imposta pari al 50%. I Lulu forniscono servizi quali aiutini nella gestione quotidiana, pulizia di casa, traslochi, lavoretti in casa. I Lulu vengono selezionati da noi, da portineria, e questo ci permette di mantenere alto il livello qualitativo del servizio che viene offerto dal Lulu. C'è poi la questione dell'utilità e dell'utilità sociale. Allora ai Lulu viene affidata una missione che è per loro professionalmente gratificante, che permette loro di aumentare la loro autostima proprio fornendo e proponendo i servizi che loro sono in grado di proporre in quanto piccoli imprenditori. Les services de Lulu sont accessibles notamment par la plateforme numérique, mais aussi et surtout par le kiosque. Et là, on arrive à la conciergerie de quartier physique et comment est-ce qu'elle dynamise le lien aux habitants. Le premier rôle, c'est de rendre accessibles les services. Alors, les services de Lulu, on peut venir commander un service, on peut discuter avec le concierge, on peut savoir quels sont les tarifs. Et c'est notamment important parce que pour les habitants, notamment seniors, pour lesquels la fracture numérique peut être plus importante, commander en ligne un service, identifier le besoin, ça peut être compliqué. On est aussi sur des personnes qui parfois sont réfractaires à faire des paiements en ligne et à mettre leur carte bleue sur Internet. On a peur de faire venir un inconnu chez soi. Et le concierge de quartier, l'animateur de quartier, c'est quand même aussi cet humain concret, cette personne réelle qui est un tiers de confiance entre les habitants et les travailleurs indépendants. Donc il y a vraiment cette accessibilité du service qu'il permet. Il a un rôle essentiel dans l'animation de la vie de quartier. Et donc c'est aussi une interface pour des associations, pour les habitants. Alors comment ça se passe? C'est mettre en place des événements autour de la vie de quartier, donc des apéros, des kermesses pour faire se rencontrer les gens, des habitants, des Lulu, des personnes en précarité, et déstigmatiser aussi, chacun selon ses propres situations. C'est aussi, on a la chance d'avoir des quartiers qui sont implantés dans des territoires très visibles, dans 8 endroits à Paris. C'est aussi prêter cet espace de visibilité pour d'autres associations du quartier. Il y a plein de choses qui sont proposées autour de la solidarité. Par exemple, donc c'est faire des ventes de fleurs par des personnes, des femmes en insertion qui ont mis en place des bouquets. C'est faire un événement autour d'une soupe, on appelle ça des soupes impopulaires, avec les invendus des commerçants de quartier qui vont permettre de lutter et de sensibiliser à la cause des sans-abri. C'est sensibiliser à l'agroécologie, toutes ces questions aussi sur les enjeux éco-citoyens qui peuvent être les nôtres et ceux du quartier, qui permettent aussi aux habitants de pouvoir s'engager sur, ou en tout cas de rendre visibles des petites activités qui sont mises en place. Et c'est aussi permettre à l'institution de rendre visibles ses services, la municipalité, le kiosque a un relais aussi de services publics, de rendre visibles des problématiques, des accès aux droits ou des orientations vers des structures qui peuvent répondre aux besoins des habitants qui rencontrent des difficultés sociales. C'est aussi un relais du budget participatif. Voilà, donc c'est vraiment un espace qui a vocation à être une interface et un relais entre les habitants, les institutions
des personnes en précarité, des auto-entrepreneurs, et de permettre cette rencontre et cette interrelation. Le troisième rôle du kiosque, c'est aussi être un lien pour nos LULU qui proposent leurs services. En tant que travailleurs indépendants, ils ne sont pas dans un espace de travail où ils ont des collègues qu'ils voient tous les jours, ils sont isolés. Et leur rôle, c'est aussi d'aller voir le kiosque pour boire un café, pour répondre à une problématique, pour débloquer l'application quand elle ne marche pas. Et le concierge de quartier anime une communauté des LULU, des travailleurs indépendants. Chacun a 70 à 100 LULU qui sont fédérés autour du kiosque et qui se retrouvent lors de repas communs ou lors d'activités communes, au-delà des espaces festifs et des événements proposés dans le quartier. Bene, come si accede ai servizi forniti dal chiosco di Lulu? Beh, tramite la piattaforma digitale e tramite il chiosco, e qui arriviamo al ruolo del chiosco, che è il ruolo di portineria del quartiere, vera e propria, il luogo fisico di portineria del quartiere. E come funziona il chiosco? Beh, innanzitutto rende accessibili i servizi a coloro che non hanno dimestichezza, pensiamo alle persone anziane, con le piattaforme digitali, ad esempio. Diventano il luogo dove le persone vanno a ordinare il servizio di cui hanno bisogno, ne parlano con il portinaio, parlano sulle tariffe, vedono quali sono le tariffe, perché appunto non sono a loro agio con la piattaforma digitale. Diciamo poi che c'è un altro ruolo che ha il portinaio. Il portinaio rappresenta la persona di fiducia, è il terzo intermedio di fiducia al quale si può fare riferimento, perché magari a volte non ci fidiamo di mettere la carta di credito, i dati della carta di credito sul nostro online, non ci fidiamo di far venire uno sconosciuto a casa, e invece grazie alla figura di intermediario del portinaio questo possiamo superare queste difficoltà. C'è poi un ruolo che ha il portinaio, ossia quello di animare la vita di quartiere, di fungere da interfaccia tra gli abitanti del quartiere, ma anche le varie associazioni che insistono nel quartiere. Ad esempio vengono organizzati dei piccoli eventi, degli incontri per l'aperitivo, per fare quattro chiacchiere, per discutere, e in queste occasioni si riuniscono sia gli abitanti del quartiere, sia i LULU, sia le persone in stato di precarietà, e questo aiuta a togliere lo stigma che grava su alcuni di loro. Diciamo poi che il chiosco garantisce un luogo di grande visibilità. A Parigi ne abbiamo 8 chioschi e sono tutti in luoghi centrali dei vari quartieri, e questo garantisce alle associazioni di quartiere una visibilità nei confronti verso il resto del quartiere. Si sviluppa inoltre un grande movimento solidale intorno al chiosco. Ad esempio, in queste occasioni si può invitare una signora che è in fase di inserimento e che ha creato dei buchi di fiori affinché li venda ai partecipanti agli eventi. Organizziamo poi degli incontri che si chiamano soupe populaire, ossia la zuppa popolare sarebbe la traduzione letterale, ossia la possibilità di distribuire cibo invenduto dei negozi di alimentari del quartiere alle persone che non hanno un domicilio, che non hanno casa. Ma ci sono anche attività di agroecologia che vengono sviluppate, ci sono attività di ecocittadinanza, e ogni associazione può presentare la sua specifica attività.
Dunque questi sono luoghi visibili per gli abitanti che vengono a conoscenza delle attività di queste associazioni, ma sono luoghi visibili anche per le istituzioni che devono fornire servizi alla cittadinanza. Ad esempio rappresentiamo un punto di raccordo per il comune, soprattutto per quei servizi che hanno a che vedere con l'accesso ai diritti, con l'orientamento, con il disbrigo di pratiche particolarmente complicate o anche con la partecipazione e il contributo al bilancio partecipativo del comune. Dunque rappresentiamo un punto di contatto per istituzioni, cittadini, associazioni. Il terzo pilastro qual è? Beh, il chiosco è anche un luogo di collegamento tra i vari Lulù. Sono tutti lavoratori indipendenti, per cui non hanno colleghi quando vanno a lavorare con cui scambiare due parole. Invece possono ritrovarsi intorno al chiosco, bere un caffè, magari sbloccare quell'app che gli si è bloccata, e il portinaio in quel caso anima l'incontro dei Lulù. E abbiamo circa una settantina per ogni chiosco e si incontrano appunto in queste occasioni che organizziamo. Pour continuer, Lulu dans ma rue est vraiment à la croisée des enjeux socio-économiques et territoriaux pour la ville de Paris. Donc, la mairie, c'est vraiment le premier partenaire de Lulu dans ma rue, autour des enjeux d'emploi, d'inclusion, de détection des fragilités aussi des habitants, comme on a pu l'entendre aussi ce matin dans les interventions, du lien social, d'accompagnement du vieillissement des seniors en difficulté. Donc c'est aussi l'intérêt que voit la ville de Paris, et c'est ce pourquoi elle soutient le dispositif de Lulu dans ma rue de deux manières. Sur les kiosques et la mise en place des kiosques, donc on en a 8 sur Paris et un kiosque mobile. Et puis sur l'accompagnement socio-professionnel, sans rentrer dans les détails, la moitié des travailleurs indépendants sont des publics en insertion, en précarité, éloignés de l'emploi. Et le fait de rendre des petits services et de reprendre progressivement une activité permet de générer des revenus rapidement et de remobiliser de manière progressive les personnes qui ont pu être coupées de l'emploi pendant un temps. Dans les publics que l'on accompagne, on a notamment pas mal de seniors de plus de 50 ans qui ont des problématiques de santé, qui ne peuvent pas travailler à temps plein, qui ont des difficultés pour retrouver un emploi, beaucoup de familles monoparentales, des allocataires nous aussi de revenus d'inclusion sociale que l'on a en France, des demandeurs d'emploi de plus de 1 an, 2 ans. Voilà, donc c'est toutes ces personnes-là qu'on va accompagner. Et pour la ville de Paris aussi, c'est un enjeu de lutte contre la pauvreté qui est important et que soutient également l'État français dans des dispositifs que l'on appelle en France l'insertion par l'activité économique. Le modèle économique de Lulu aujourd'hui, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, c'est la vente de services qui permet d'avoir une rémunération moyennant une commission. Un tiers, c'est le soutien de la ville de Paris et un tiers, c'est le soutien de l'État. Donc pour le moment, on a 2 tiers de financement public qui soutiennent l'activité. Et puis l'objectif demain, c'est aussi de développer davantage la partie économique pour rendre plus soutenable et durable l'activité de demain. Allora, Lulu dunque ha un ruolo socio-economico e territoriale. Il Comune di Parigi è il nostro primo partner, soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative, di inclusione, di intercettazione delle fragilità di cui si è già detto stamani, di legami sociali e soprattutto per quanto riguarda l'accompagnamento all'invecchiamento. Lulu dunque viene sostenuta dal Comune di Parigi tramite gli 8 chioschi più il chiosco mobile che si sposta in varie zone della città. Per quanto riguarda l'inserimento socio-professionale abbiamo un aiuto
forniamo un aiuto graduale a persone che si trovano in stato di precarietà e dunque guadagnano in autostima grazie a questo reinserimento professionale graduale e poi riescono anche a trovare situazioni più stabili. In particolare ci troviamo confrontati alle situazioni delle persone che hanno più di 50 anni, che non hanno un lavoro a tempo pieno perché non possono farlo per motivi di salute, ad esempio. Abbiamo famiglie monoparentali, abbiamo persone in stato di difficoltà che aiutiamo. Dunque il Comune di Parigi conta sul nostro aiuto perché rappresentiamo un avamposto per il contrasto alla povertà e lo Stato anche francese ci dà il suo sostegno. Dunque un terzo del nostro sostegno finanziario proviene appunto dai servizi che forniamo, un altro terzo dal Comune di Parigi e l'ultimo terzo dallo Stato, dunque 2 terzi sono di provenienza pubblica. Vogliamo sviluppare ulteriormente la parte di servizi per garantirci una maggiore autonomia. Et je vais terminer pour montrer aussi 2 manières d'adaptation de la conciergerie de quartier aux enjeux que l'on a pu rencontrer ces derniers temps, aux enjeux sociaux. D'une part, lors de la pandémie, pendant le Covid et pendant le premier confinement, comme Lulu existait et qu'il y avait des travailleurs indépendants autour du concierge de quartier, on a monté un dispositif d'urgence d'accompagnement à la demande de la ville de Paris pour lutter contre l'isolement des seniors et s'assurer du maintien à domicile des seniors via la livraison de biens et de médicaments de première nécessité. Donc ça, c'est un premier dispositif qui a duré 1 an et qui a permis de répondre à une urgence sociale. D'autres exemples autour de l'isolement des seniors. Lulu dans ma rue a été à l'origine de la création d'une association à la demande de la ville de Paris qui s'appelle Paris en compagnie, qui elle fonctionne à la base par du bénévolat, des bénévoles qui vont être en lien avec des personnes âgées pour favoriser le lien social, la sortie, déjà culturelle d'une part, mais ça peut être aussi répondre à des besoins de démarches administratives, accompagner une personne chez le médecin. Donc aujourd'hui, c'est une association qui a pu développer en 3 ans 6 000 bénévoles et près de 40 000 accompagnements autour des enjeux clés de la ville sur la question de l'isolement et du vieillissement. C'est 2 exemples d'adaptation. Vorrei darvi 2 esempi di adattamento alla situazione sociale di Lulu. Il primo riguarda il periodo del primo confinamento del Covid. Lulu esisteva già, ebbene abbiamo messo in piedi un sistema di risposta di urgenza su richiesta del Comune di Parigi per contrastare l'isolamento delle persone anziane e per fornire aiuto di prima necessità consegnando beni alimentari di prima necessità e farmaci, e questo è durato per 1 anno. In secondo luogo, un altro intervento a livello sociale è stato quello del contrasto all'isolamento, alla solitudine appunto, e siamo stati all'origine della nascita di un'associazione che si chiama Paris en compagnie, Parigi in compagnia. Ci sono dei volontari, attualmente abbiamo raggiunto la cifra di 6.000 volontari che danno sostegno, fanno compagnia alle persone anziane in maniera tale da garantire loro appunto una rete sociale, anche uscite culturali, sostegno per le pratiche amministrative o anche di semplice accompagnamento per una visita medica. Attualmente, dicevo appunto, abbiamo 6.000 volontari e abbiamo raggiunto le 40.000 operazioni di accompagnamento. Je vais juste conclure en disant qu'aujourd'hui, les enjeux de demain pour Lulu dans ma rue, c'est de se déployer. On vient d'ouvrir un kiosque à Lyon la semaine dernière, de poursuivre le développement de l'activité et d'être toujours plus pertinent dans la réponse aux enjeux sociaux de nos villes.
et de renforcer le lien de proximité et les solidarités locales. Per concludere vorrei dirle che la sfida alla quale siamo confrontati oggi in seno a Loulou dans la rue è quella di svilupparci ulteriormente. La scorsa settimana abbiamo aperto un chiosco a Lione, ora quello che vogliamo fare è andare avanti, essere ancora più pertinenti, più pronti a rispondere alle sfide a livello sociale in maniera tale da creare dei legami davvero solidari. Ringraziamo Marionna per averci portato questa esperienza parigina che, come avrete capito, è molto diversa per certi aspetti rispetto a quelle che sono le nostre portinerie di quartiere, anche in base allo studio che ci ha presentato Giovanna, gli esiti della sua ricerca, però per certi versi ci sono anche molte similitudini. Adesso, siccome i tempi stringono, abbiamo due altre interessanti testimonianze delle portinerie più significative d'Italia. La prima ce la presenta Giulia Cutello, che arriva da Trento. Allora, io cercherò di stare nei tempi e intanto vi volevo ringraziarvi per averci individuati come esperienza iniziativa, ci fa molto onore, anche perché in questi 2 anni ci siamo sentiti spesso parecchio incompresi e incomprese, quindi è molto importante essere qui oggi. Ed è un onore essere seduta a fianco a una rappresentante di Loulou, perché la nostra portineria nasce proprio dopo lo studio del modello di Loulou. Mario mi diceva poco fa, non sapevo che il nostro fosse un modello, incredibilmente in Italia lo è, sono molto fiera, quindi questa cosa ci fa sentire più vicine. Allora, vi racconto la nostra esperienza, che nasce da un luogo specifico. Parlo di noi perché io sono effettivamente la rappresentante di un'associazione giovanile, un'associazione di giovani meglio, è una PS, un'associazione di promozione sociale dal nome Dulcamara, che gestisce da circa 5 anni, quasi 5 anni saranno a gennaio, il Caffè della Paix. Il Caffè della Paix è un circolo culturale nato da un progetto di un ente provinciale, che è il Forum per la Pace e per i Diritti Umani, e del Comune di Trento, che in buona sostanza vogliono effettuare un intervento specifico di rigenerazione urbana di un luogo specifico, e qui ritorna l'attenzione ai luoghi, che è Passaggio Teatro Osele. Passaggio Teatro Osele è una corte interna che si trova tra 2 vie principali della città di Trento, quindi siamo in estremo centro. Per la sua conformazione fisica la corte raccoglie di per sé, si fa attrattore di una serie di dinamiche che poi vanno a sfociare in situazioni degeneranti. Questi siamo noi 5, perché di fatto la portineria nasce da noi 5. Questo è Passaggio Teatro Osele, quindi è un luogo molto bello, con grande potenziale, che però appunto nel tempo raccoglie queste dinamiche di degrado. Il circolo fino al 2020 è stato aperto solamente dalle 18 alle 22, quindi funge da circolo culturale, viene gestito come circolo culturale affiliato alla rete Arci. Organizziamo tutta una serie di eventi culturali e finalizzati alla socializzazione. Questo cosa crea? Che durante il giorno Passaggio Teatro Osele, per la sua stessa natura, raccoglie questa serie di dinamiche che poi si sviluppano e risultano nel luogo. I muri diventano luogo per graffiti e le risposte dei vicini che imbiancano, sporcizia ovunque, diventano latrine a cielo aperto praticamente. Di sera ci siamo noi, quindi praticamente il circolo e i ragazzi diventano il capro espiatorio del quartiere. Tutto quello che succede in Passaggio Teatro Osele è di peso dell'associazione. Questo è quello che si cercava di fare durante la sera, quindi di giorno il vuoto e il degrado, la sera un riempimento, in questo caso imposto,
di giovani che creano, quando non sono in qualche modo quando non sono collegati ad un processo spiegato meglio, direi, vengono sofferti come una presenza ingombrante e soprattutto che crea fastidio sonoro e non solo. Cosa succede? Per cercare di avvicinarci alla nostra di prossimità, il Comune e in particolare l'area di welfare e coesione ci aiutano nell'attivazione di un percorso di ascolto del nostro vicinato, che effettivamente noi non conosciamo e loro manca il confronto tra le due parti, c'è solo uno scontro che avviene durante il giorno e la sera con la polizia che arriva continuamente praticamente. Inizia questo percorso di ascolto che viene appunto a concludersi con una serie di individuazioni, perché si riesce ad individuare insieme in maniera collettiva quali sono i limiti del luogo e dell'esperienza e quali possono essere le soluzioni per migliorare la vivibilità dello spazio e della prossimità, ovviamente, oltre allo spazio. È la fine del 2019, quindi febbraio, lockdown, noi come circolo culturale siamo costretti a chiudere, perché i circoli culturali sono stati tra le prime attività a chiudere. Succede che al ritorno ci ritroviamo in uno spazio che era ancora più degradato, con un vicinato che era ancora più solo e ancora più diciamo poco elastico, poco tollerante. Sentiamo il bisogno di fare qualcosa, di dare una risposta a questa situazione e ci chiediamo meglio quale può essere la soluzione e confrontandoci capiamo che l'unico modo per fare qualcosa è occupare lo spazio attivamente, quindi capire effettivamente in quel vuoto del giorno che cosa succede per poter trovare una risposta. Quindi decidiamo di aprire il circolo e di mettere a disposizione lo spazio per chi in quel momento, quindi da giugno a settembre del 2020, è in una situazione di smart working, magari non ha il wifi adatto per lavorare da casa, magari non ha la postazione per lavorare da casa, magari semplicemente non è abituato a lavorare a casa completamente da solo o da sola e ha bisogno di socializzare, e quindi decidiamo di mettere a disposizione lo spazio per il co-working. Questo ci permette a noi come associazione di osservare cosa accadeva fuori e chiaramente lì ci rendiamo conto che di giorno succedono molte cose che ovviamente non sono di peso da noi, ma che secondo il nostro punto di vista possono essere in qualche modo risolvibili con la presenza gentile, facendo presidio cittadino attivo, prendendosi cura di uno spazio che di giorno è vuoto e di cui nessuno si prende cura. Ci siamo detti, facciamolo noi, nessuno si occupa di questo spazio, non se ne occupa l'ente gestore, non se ne occupano i vicini, non possiamo rimanere solo i ragazzi che la sera fanno lo spritz perché eravamo diventati solo questo. Proviamo a dare una risposta concreta e attiva a questo che poi è un bisogno, no? Quindi studiamo un possibile strumento, dispositivo adatto a risolvere quello che era il nostro bisogno e appunto studiando l'esperienza di Lulu scriviamo questo progetto, partecipiamo ad un bando della provincia autonoma di Trento, quindi il progetto è stato finanziato anche dal Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali. Il progetto parte alla fine del 2020, il 31 dicembre 2020, partiamo facendo i primi 6 mesi praticamente di lavoro a porte chiuse perché il circolo ovviamente non poteva aprire. Questo è stato funzionale alla costruzione più strutturata e in termini fattivi del progetto, perché chiaramente ci siamo posti dei quesiti: quali sono i nostri obiettivi, cosa stiamo cercando di risolvere, con chi possiamo lavorare per risolverli, quali sono le criticità che dobbiamo evitare. Questi 3 diciamo, sono gli obiettivi che abbiamo individuato come generali e a cui tutta la nostra esperienza punta, quindi a diminuire e a risolvere questa generalizzata percezione di insicurezza, risolvere o comunque trovare una soluzione per contenere il degrado sociale e urbano che si incontrano in passaggio Teatro-Osere. A ciascun obiettivo chiaramente corrispondono delle azioni, quindi per migliorare la vivibilità dell'area di tutto il nostro quartiere
ci siamo detti è necessario rigenerare il tessuto sociale, è necessario andare a promuovere forme di cittadinanza attiva, è necessario offrire una reale vita sociale e culturale al quartiere organizzando degli eventi che siano facilmente accessibili per tutti e tutte. Un altro degli obiettivi diventa appunto, per rispondere a questo obiettivo, scusatemi, istituiamo la portineria effettivamente, quindi mettiamo in piedi questa portineria, creiamo i servizi, proponiamo delle iniziative di rigenerazione di comunità per promuovere quelle forme di cittadinanza attiva e cura che vi dicevo. Abbiamo organizzato delle giornate ecologiche, quindi degli eventi pensati per la cura dello spazio a tutto tondo e anche per la sensibilizzazione rispetto ad alcune tematiche che per noi sono importanti. Facciamo intervento di rigenerazione urbana attraverso l'arte, occupiamoci del recupero e della raccolta di indumenti inutilizzati nel cambio di stagione. Per migliorare poi l'offerta sociale e culturale abbiamo creato un angolo di book crossing per lo scambio di libri, delle iniziative culturali e abbiamo cominciato a promuovere la lettura come momento di socializzazione per i nostri vicini. Vorrei fare un appunto che è fondamentale per capire il posto in cui agiamo. Noi il complesso di abitazioni che ci sta intorno è costituito da appartamenti a bassa soglia, quindi sono case popolari. Le persone che vivono il nostro quartiere in quella specifica corte hanno tutti diverse tipologie di fragilità. Abbiamo appartamenti del centro di salute mentale, abbiamo appartamenti di bassa soglia normale, abbiamo un appartamento di sostegno alla riabilitazione per alcune malattie degenerative, per cui comunque il nostro target di estrema prossimità è molto molto specifico e alcune delle attività create rispondono ai loro bisogni puntuali. Chiaramente poi abbiamo cercato di rispondere anche ai bisogni della prossimità un po' più larga che va oltre alla nostra corte. Lo abbiamo fatto costituendo questo partenariato pubblico-privato. Noi associazione Capofila, quindi APS Dulcamara e Caffè della Pe Capofila, mettiamo insieme altre associazioni, ciascuna delle quali ha una competenza completamente differente ma che condividono l'obiettivo. Troviamo anche il sostegno del Comune di Trento e il sostegno di Arci del Trentino. Questi siamo noi tristissimi all'inizio del progetto perché ovviamente ha tutto a porte chiuse, questa è la nostra prima riunione iperlimitata. Queste sono le criticità che abbiamo individuato tutti insieme. Ovviamente ci siamo detti è inutile creare dei servizi che non corrispondono a dei bisogni reali, è inutile parlare a chiunque senza individuare il target e quindi non riferendoci ai nostri vicini e quindi non essendo coerenti nella comunicazione. I nostri punti di forza all'inizio di questa esperienza ovviamente erano il precedente questionario d'ascolto con i nostri vicini, il nostro partenariato perché di fatto abbiamo delle competenze differenti e che ci permettono di avere valore e di moltiplicarlo e anche è stata fondamentale la legittimazione della nostra azione riconosciutaci dal Comune, da Arci, perché chiaramente un APS di giovani ragazze e ragazzi che arriva e si inventa che vuole fare una portineria come a Parigi, capite bene che se non ha una legittimazione alle spalle pubblica non va da nessuna parte. Nasce la portineria, quindi vado oltre, metterò a disposizione le nostre slide, andiamo a fare una rilevazione dei bisogni, facciamo una call per volontari perché chiaramente da soli non arriviamo da nessuna parte, facciamo degli incontri sempre a porte chiuse per allargare il più possibile il partenariato perché ci rendiamo conto che queste associazioni sono abbastanza ma non per andare a rigenerare il tessuto della nostra prossimità e iniziamo a coprogettare tutte le attività che poi avremmo creato da giugno in poi. Quindi di fatto il caffè e portineria sono lo stesso luogo però che hanno due anime diverse perché la portineria apre dalle 9 alle 17 e fa presidio durante il giorno andando a limitare tutta quella serie di dinamiche che si andavano a creare e mettendoci nella posizione di farci conoscere dei vicini e di dire e di rappresentare con la nostra presenza, che a me piace definire gentile, il fatto che a noi interessa la cura di quel luogo, non siamo semplicemente degli occupanti di passaggio, abbiamo cura di un luogo a cui teniamo, siamo abitanti tanto quanto gli altri
Quindi dalle 9 alle 17 presidio attivo tramite servizi offerti, dalle 18 alle 22 vero e proprio circolo culturale, quindi ritorniamo ad essere quello che eravamo. Organizziamo il primo intervento e viene quello sullo spazio, quindi ritorna il fondamentale ragionamento sul luogo, perché ci diciamo benissimo possiamo fare tutto quello che volete, ma lo spazio in quel caso specifico, che per la sua conformazione è in un certo modo, ha bisogno di un intervento deciso che faccia vedere alla gente che noi ci siamo, perché il problema di Passaggio Teatro Osile è che non è visibile, non è al pari di Lulu in una zona trafficata, e in Passaggio Teatro Osile ci arrivi perché ci vuoi arrivare oppure ci passi. Solitamente la gente prima di questi progetti non transitava perché, secondo uno studio fatto tra l'altro voluto dal Comune di Trento, quella era una delle zone concepite dalla cittadinanza tutta tra le più pericolose, perché chiaramente si inserisce in un passaggio che si apre una corte e si inserisce in un altro passaggio, quindi la gente non arrivava in Passaggio Teatro Osile, vi stiamo riportando a frequentarlo. Quindi il primo è questa azione di arte partecipata, molto bello, un cantiere. Non abbiamo deciso niente se non il materiale da utilizzare, e abbiamo deciso di utilizzare lo specchio perché è rappresentativo della gente che ci passa, cioè quest'opera d'arte, che poi in realtà è stata un'azione molto semplice e condivisa da questo gruppo che si andava rinnovando per ogni cantiere, perché sono stati cantieri aperti, sono stati 4 cantieri aperti, non era niente di stabilito, sapevamo solo che volevamo intervenire sulle colonne e con il vetro. Chiunque è arrivato al cantiere ha deciso con noi che cosa doveva succedere e come dovevano essere le colonne, che come vedete ci permettono di vedere il caffè e l'esperienza da più punti di vista, e l'opera è stata chiamata da Alchemica, che è l'associazione che ha seguito tutti i lavori e che è un'associazione appunto culturale d'arte. L'opera si intitola Riflessi di identità perché ci permette da un punto di andare a guardare l'esperienza da altri punti di vista, dando valore a tutte le persone che ci stanno, no? E questo era il significato che volevamo dare all'intervento. Abbiamo organizzato il salotto in città. Questa è un'attività pensata proprio per i vicini che sono nell'appartamento di riabilitazione. Loro non sono usciti praticamente per 1 anno e mezzo, non hanno potuto vedere né i familiari né i volontari, ma sono i nostri dirimpettai, non avevano mai frequentato il cortile. Organizziamo per loro tutti i mercoledì da 2 anni un momento in cui o si legge il giornale o si legge un libro o c'è della musica, sono momenti di socializzazione. Questi nostri vicini un po' più anziani, un po' più sfortunati, possono scendere e possono godersi con noi il nostro spazio, che poi anche loro. Tutti giù in cortile è stata una serie di eventi, 15 eventi tra presentazioni di libri, performance, laboratori, che ci hanno permesso di riattivare il luogo, perché si sono sviluppate tutta questa serie di attività grazie a una rete di partenariato Altra e grazie a un altro finanziamento della provincia autonoma di Trento di Bolzano. Call per volontari, un'attività per bambini in cortile, anche questa bambini in questo caso agganciati tramite associazioni che si occupano di lavorare specie con mamme straniere, quindi che non hanno particolari possibilità di partecipare alle normali attività. Anche noi offriamo un servizio di sitting di piante e di animali, o una volta a settimana un laboratorio di ciclo-officina per aggiustare i propri mezzi. Abbiamo attivato uno sportello digitale per gli anziani, quindi sono incontri 1 ad 1 in cui arrivano i nostri anziani e le nostre anziane che si prenotano e fanno queste lezioni che poi in realtà diventano scambio di ricette, ti racconto tutto della mia vita, ti faccio vedere le foto dei miei viaggi, le sistemiamo nelle cartelle, cioè alcuni prendono questo servizio come un vero e proprio corso, altri invece arrivano per raccontarsi di fatto e per passare del tempo insieme. E lo sportello, e anche qui ritorna un tema che già abbiamo sentito, il digitale è un pretesto per creare una relazione umana. Siamo diventati un punto refill, quindi chi vuole può venire a riempire la propria borraccia da noi. Abbiamo fatto un laboratorio per sensibilizzare ad una corretta
differenziata, perché ci siamo resi conto che i nostri vicini avevano bisogno di questo tipo di supporto. Abbiamo aperto lo spazio, che non è più un coworking, quindi non è più destinato solamente ai lavoratori, ma è uno spazio ibrido e destinato anche agli studenti, perché era emerso il bisogno anche degli studenti di avere un loro spazio. Questa diciamo, è l'estrema sintesi di tutte le cose che siamo riusciti a fare in un anno. La cosa che ci rende più orgogliosi è che finalmente anche le istituzioni si sono mosse, quindi il Comune è intervenuto riuscendo a di fatto ridipingere tutto lo stabile che ha cambiato aspetto totalmente, e siamo riusciti a far chiudere i portoni. Il passaggio finalmente durante la notte viene chiuso, il che permette a noi di starci tutto il giorno e di presidiare sempre quando il passaggio è aperto. Questo ha ridimensionato in maniera decisiva quello che accade, diciamo, le dinamiche degradanti che fanno partire tutta l'idea. Abbiamo organizzato il Caffè delle Donne, uno spazio per queste donne straniere che hanno bisogno di incontrarsi, altri laboratori per attivare la realtà e il luogo, 2 progetti di servizio civile che sono destinati appunto a creare questa presenza costante, perché come vi dicevo noi siamo una PS, siamo tutti volontari, quindi diventa anche difficile garantirlo questo presidio costante. I ragazzi e le ragazze di servizio civile sono per noi la ricchezza in questo momento, sia perché arrivano nuove energie, sia perché hanno una buonissima presenza. Swap Wall per chiudere, ed è uno spazio in cui ci si scambiano costantemente vestiti, che praticamente come il book crossing si autogestisce, e credo di aver finito qui. Grazie per l'attenzione. Complimenti alla sua squadra per il lavoro che hanno fatto. Come si può vedere, volere è potere, e soprattutto si ottengono anche altri risultati, come ad esempio l'ordinanza notturna, che è arrivata dopo parecchio tempo, ma finalmente è arrivata questa dimostrazione che quando ci si unisce e si presidia il territorio anche con iniziative di questo genere, i risultati poi alla fine arrivano. Quella di Giulia non è l'unica esperienza, ce n'è un'altra. Andiamo a Firenze con Massimo Nicolai, che purtroppo non ha potuto presenziare qui fisicamente, ma lo vediamo collegato. Ecco, tanto per riallacciarci a quanto detto all'inizio, da una parte le videoconferenze sono state un po' il nostro incubo, dall'altra in qualche modo si può facilitare, come in questo caso. Purtroppo dovrò chiedere a Massimo di essere breve, perché i tempi che abbiamo sono strettissimi e siamo in chiusura. Grazie Massimo. Intanto vi ringrazio per questo invito e poter condividere questa esperienza importante anche con gli altri che la stanno già facendo. Volevo fare solo una premessa, che questo progetto, il Portierato, è uno dei progetti della nostra associazione, che si chiama Incontriamoci sull'Arno, che nasce all'interno della psichiatria fiorentina come forma riabilitativa e di condivisione delle varie fragilità e dell'alterità, e quindi un percorso di condivisione, insomma, di queste cose. Io stesso faccio lo psicopedagogista, quindi rientro e ho lavorato all'interno proprio di queste progettualità. Il Portierato di quartiere nasce come progetto perché abbiamo visto che da altre parti era un progetto interessante, poiché permetteva di ricostruire quell'ordito che purtroppo in Firenze, come già a Venezia sta avvenendo in modo forte, si è abbastanza reciso proprio in base a quella che è il movimento della gentrificazione e quindi dell'abbandono della città consegnata nelle mani dei turisti e basta. Tutto ciò però, siccome io stesso abito nella zona del Portierato, continuava a esistere una residenzialità e persone che ci vivevano, però questo elemento queste persone avevano bisogno io stesso di
un momento di legante che ci permettesse di riconoscersi e di riconoscere anche gli altri. Così sulle varie altre progettualità delle varie esperienze basate sul portierato abbiamo aperto il portierato di quartiere Borgo San Frediano, che ancora resiste in modo storico all'assalto del mondo turistico e quindi anche all'abbandono degli abitanti. Il portierato però, a parte i primi momenti, poi è diventato un punto di riferimento, e lo è anche adesso, insomma lo è sempre in modo molto più forte, perché ha permesso intanto di riconoscersi, di rivedere e di utilizzare uno strumento come il portierato per poter usufruire di una serie di servizi, sono quelli naturalmente pacchi, chiavi, la ricostruzione dei negozi di prossimità, i bisogni che ci sono dalle trave all'elettricista, cosa che purtroppo il mondo del turismo ha abbastanza resciso, e riattivare questa cosa via ha voluto dire anche a tutta una serie di persone di rivedersi, di incontrarsi, di stare assieme e di usufruire di questi servizi che gli permettessero poi gli permettessero insomma di risolvere le loro problematiche interne. È un percorso in itinere, sta andando molto bene, usiamo anche come deposito pacchi per le persone un posta che hanno bisogno di ricevere perché sono fuori o per lavoro o per altro. Cosa interessante però è stata anche che, oltre a ricostruire un legame con quella che è la residenzialità ancora in modo forte che appartiene al nostro quartiere, che è il quartiere di San Frediano, c'è anche un legame, siamo diventati insomma un punto di riferimento anche per quella residenzialità temporanea che c'è nel quartiere, che sono o lavoratori a tempo che vengono, oppure studenti o ricercatori che si fermano per un periodo di tempo e condividono non solo il progetto del portierato, che è di fatto il portierato è diventato un momento elegante, ma condividono anche tutte le altre progettualità che abbiamo come associazione, dopo scuola, sportello per le persone che hanno bisogno di risoluzioni di problemi, la ricerca di negozi di prossimità, oppure anche la risoluzione di pratiche vere e proprie, insomma, quelle con tutte le necessità poi che appartengono alle difficoltà e alle fragilità, insomma, non sono solo gli anziani, sono le persone con difficoltà di vario tipo. E quindi niente, è diventata un'esperienza molto forte, è un'esperienza che ci autofinanziamo, purtroppo un sentito comune di Parigi, ma anche da altre parti è molto attivo, il nostro comune invece non lo è, per cui noi lavoriamo in autonomia e con cittadinanza attiva, e abbiamo ricostruito attraverso anche questo portierato un legame abbastanza importante su tutto l'altro mondo associativo che c'è sempre nel quartiere e che ci permette poi di inserire o di inviare le persone nelle varie situazioni più appropriate. Per cui ecco, diciamo, è un lavoro molto interessante, molto bello, molto grosso e ci coinvolge, le persone coinvolte sono volontari primariamente, però abbiamo anche persone che fanno percorsi di lavoro, persone che fanno percorsi riabilitativi soprattutto nell'ambito dell'attività, non solo lì, e quindi ci permette anche di portare avanti, come era il nostro discorso primario, della condivisione delle varie fragilità e quindi dell'attenzione all'altro. Come soggetto primo soprattutto ci permette poi anche di capire un po' come siamo noi.
Diciamo che altro non ho da dire se non questa bellissima esperienza e soprattutto questa bellissima esperienza che vedo sta diventando un percorso insomma comune per tanti altri luoghi. Devo Grazie dire Massimo, grazie di averci portato questa esperienza anche della vostra portineria di quartiere, anche del collegamento, e naturalmente auguri di pronta guarigione da parte di tutti noi. Prima di concludere chiamo qui nuovamente il presidente di CAV CSU di Venezia, Mario Morandi. Cosa dire? Prima di tutto grazie per il vostro entusiasmo, grazie a voi dottoresse, è stato meraviglioso, complimenti, buon lavoro. Merci beaucoup a Lulu, grazie. Le esperienze e le diverse sperimentazioni dei servizi di prossimità che abbiamo visto oggi ci mostrano come si stia andando incontro a un modello di welfare diverso, più flessibile, che permette di valorizzare e di promuovere le risorse già attive nel territorio, dai servizi istituzionali alle associazioni, che ringrazio, alle parrocchie, e stimolare nuove forme di autocoordinamento per garantire una continuità della presa in carico attraverso la responsabilizzazione di tutta la comunità, soggetti pubblici, privati, enti commerciali, servizi cittadini. Obiettivi futuri del CSU di Venezia saranno avviare nuovi servizi sperimentali e innovativi di portinerato e altri territori, in altri territori della città metropolitana. Vi assicuro che altre associazioni e altri territori già ci hanno chiesto di partecipare. Far crescere le realtà delle portinerie già attive e fare in modo che si ristrutturino e strutturino e diventino economicamente sempre più sostenibili. Allargare la rete dei partner e delle collaborazioni, avvicinare altre realtà, come già avvenuto ad esempio con le ACLI provinciali, con cui è stato siglato un protocollo d'intesa per sviluppare ulteriori azioni in questo nostro territorio. Valorizzare le sinergie di diversi soggetti istituzionali, ognuno con le proprie competenze, per raggiungere più velocemente e maggiormente la popolazione destinataria. Promuovere infine, con la continuazione delle attività di questo pomeriggio, la costruzione di una rete nazionale delle portinerie di quartiere di comunità italiane, con la fine di creare una comunità di pratiche, promuovere il welfare di prossimità, irrobustire e far conoscere il ruolo delle portinerie anche per rafforzare i rapporti con la pubblica amministrazione. Vi ringrazio, un abbraccio a tutti e grazie. Grazie alla Presidente Morandi, naturalmente padrone di casa, CAV, CSU, tutto lo staff che ha potuto rendere possibile la realizzazione di questa mattinata, poi di questa giornata. Un ringraziamento alle nostre relatrici, a Giovanna per la sua ricerca, a Marion per la sua esperienza, a Giulia e poi anche a Massimo che si è collegato. Come avete sentito, dal primo pomeriggio alle 14:30 riprenderà una tavola rotonda in cui si rifletterà su quali possono essere la realizzazione di questi obiettivi con il manifesto delle portinerie d'Italia, un momento più tecnico ma che prenderà spunto da quanto detto proprio in questo tavolo mattutino per arrivare a raggiungere quegli obiettivi di cui ha appena parlato il Presidente Morandi. Fuori vi aspetta un buffet, un buon pranzo a tutti, una buona giornata, un buon fine settimana. Grazie.